Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, chi in presenza e chi ci seguirà in diretta streaming sul nostro canale YouTube di Condifesa TVB. Siamo al 17° appuntamento con il Forum Fitoiatrico Interregionale promosso dal Condifesa di Treviso Vicenza Belluno e naturalmente dal Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto. Abbiamo già perso qualche minuto perché c'erano notati dei problemi di connessione con la rete internet, quindi andiamo via molto veloci e chiedo subito di intervenire chi ci ospita in questa grande aula magna della Scuola Enologica di Conegliano, quindi la preside Maria Grazia Morgan. Qui? Bene, scusate. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa 17ª edizione. Ringrazio in modo particolare Condifesa il Presidente Valerio Nadal, che è qui presente e sicuramente interverrà dopo di me, e Fiorello Terzariol e tutto lo staff di Condifesa che ogni anno organizza questo importante appuntamento, che naturalmente non è solo per i tecnici del settore, cioè coloro che in questo momento lavorano nei ruoli più diversi in agricoltura, ma anche per i nostri studenti che sono in aula oggi, ma anche collegati a distanza. Parlo delle classi quinte, in modo particolare del viticolo enologico, ma anche degli altri indirizzi. È importante ovviamente per chi lavora in questo settore conoscere questa tematica e anche quelle che sono le ultime novità in tema di agrofarmaci in agricoltura, ma poi in modo particolare la scuola, gli studenti che comunque saranno i tecnici del futuro. Ecco perché a noi interessa coinvolgere in modo particolare i ragazzi delle classi terminali. Io volevo anche aggiungere questo, cioè un ringraziamento particolare a Condifesa, perché è al nostro fianco in numerosi progetti che riguardano sperimentazioni, sempre per classi terminali del nostro istituto, e poi anche in altre iniziative che sono importanti, come quella prossima di questo fine settimana, che è il concorso nazionale Incroci Mazzoni. Voi sapete che la nostra scuola è famosa proprio anche per gli incroci Mazzoni, visto che il professor Mazzoni qui li ha creati, e che pur essendo pur essendo vitigli di nicchia e anche un vino di nicchia, ha comunque una diffusione in tutto il territorio nazionale, non solo, e soprattutto c'è una volontà anche da parte del Consorzio dei Colli di Conegliano di, oltre che della scuola naturalmente, di valorizzarlo ulteriormente, proprio per il pregio e il prestigio storico che ha avuto, visto che è nato qui. Quindi anche in questo caso Condifesa è con noi, ci sostiene con le attività e ci sostiene anche economicamente per una scuola. Questo è molto importante, altrimenti determinate iniziative non potremmo senz'altro portarle avanti. Quindi io sono a ringraziare per questa iniziativa e per tutte le altre che coinvolgono fattivamente i nostri ragazzi, perché il fine ultimo per il quale noi siamo qui come docenti, dirigente, sono i ragazzi, la formazione di studentesse e studenti. Trovare dei partner così importanti come Condifesa, che poi entrano fattivamente con borse di studio, sperimentazioni, progetti, per noi è davvero importantissimo, e di questo ringrazio a nome di tutta la scuola. Buon proseguimento e ripasso la parola al nostro Fiorello Terzariol. Grazie alla preside Maria Grazia Morgan. Naturalmente il Presidente Valerio Nadal, Presidente di Condifesa, per il suo saluto. Buongiorno a tutti, anch'io rinnovo i ringraziamenti innanzitutto a chi ci ospita, alla Maria Grazia, perché 17 anni di collaborazione, sono 17 anni che si sono consolidati con un rapporto tra il mondo agricolo e la scuola. Anche perché l'agricoltura è cultura, la scuola è il nostro futuro. Noi con questi ragazzi che sono figli dei nostri imprenditori, il nostro mondo che rappresentiamo oltre 10.000 soci, sono tutti ragazzi che un domani saranno presenti nelle nostre aziende.
e pertanto saremo presenti e vogliamo comunque condividere questo rapporto di crescita, di sviluppo, di innovazione col mondo dei giovani, col mondo di questi ragazzi, e lo ritengo utile per noi e anche per la scuola, sono convinto. Ringrazio anche la presenza del dottor Carraro oggi della Regione, che sempre partecipa a questi incontri importanti, dove si cerca insieme di creare un rapporto costruttivo, soprattutto con le 13 aziende che oggi saranno presenti, e le ringrazio perché in poco tempo, perché il tempo di discussione in 10 minuti, riuscire a dire tutto non è semplice. Ma il forum ha questo obiettivo, il forum è un confronto, è un sistema anche per confrontarsi tra di loro, tra di noi, per creare, per dare, per riproporre o per proporre prodotti alternativi oggi che siano, uso il termine, rispettosi per l'ambiente. L'agricoltore sta investendo sul mondo della tecnologia, di innovazione dal punto di vista meccanico, per ridurre quelli che sono i problemi per quanto riguarda la deriva. Mi riferisco agli ugelli antideriva, mi riferisco ai tunnel oggi per la distribuzione agrofarmici. Sappiate che la provincia di Treviso è la provincia che ha più macchine recupero della regione Veneto, e questo significa che c'è attenzione e investimento da parte del mondo agricolo verso un'innovazione nel rispetto dell'ambiente. Voglio dire che 17 anni fa, Fiorello, quando ci si trovava, non si parlava di prodotti alternativi se non prodotti di sintesi. Oggi si parla di biostimolanti, oggi si parla di coadiuvanti, oggi si parla di microorganismi. Possono essere integrati oppure possono anche dare dei risultati con i microorganismi, soprattutto per quanto riguarda la rota gli antiparasitari. Ecco, l'obiettivo nostro è di stimolare il mondo produttivo per quanto riguarda gli agrofarmaci a dare delle risposte che siano prodotti selettivi e non abbattenti, in modo tale che questo possa rispettare quell'ambiente che è il nostro ambiente agricolo. L'agricoltura si aspetta da voi queste risposte, ed è per questo che noi abbiamo voluto creare questo confronto. Sappiamo che comunque la risposta del futuro dell'innovazione è la ricerca. La ricerca ha due aspetti fondamentali che non è cosa da poco: i tempi e i costi. Dopo passato il tempo bisogna che questo prodotto sia anche autorizzato. Non sempre è così. Per quanto riguarda gli agricoltori, negli incontri che noi facciamo, cos'è che emerge sempre? Vi dico, noi leggiamo l'etichettatura, rispettiamo quanto è detto, ma tante volte ci troviamo in difficoltà che le etichette sono poco chiare, ed uno degli aspetti sul quale con Sergio su questo ne parliamo spesso, per evidenziare degli aspetti, dei problemi importanti. Ecco, io mi fermo qua e auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente. La parola ora al direttore Filippo Codato, che ci dà delle indicazioni e anche ricorda quali sono le possibilità di attingere a quello che sarà esposto in questa mattinata. Ecco, proprio una battuta tecnica anche per chi ci segue da casa, oltre alle dirette streaming che state seguendo, l'intero girato di oggi sarà disponibile per tutti sui canali social e sul sito di Condifesa TVB, e poi nei prossimi giorni pubblicheremo anche delle pillole legate ad ogni singolo intervento che i nostri relatori oggi presenteranno. Abbiamo deciso di rinnovare questo formato perché ha dato una buona soddisfazione, e quello che è più importante, si è dimostrato molto efficace nella divulgazione dei contenuti tecnici, perché abbiamo avuto centinaia di visualizzazioni. Ecco, quindi ci sarà nei prossimi giorni una divulgazione via social delle pillole cosiddette legate ai singoli interventi, e poi comunque potrete vedere l'intero girato di oggi che rimarrà disponibile sul sito. Ecco, quindi buon lavoro e grazie per la partecipazione, sia a chi c'è in sala che è piena, sia a chi ci sta seguendo da casa. Grazie mille. Grazie Direttore. Allora, adesso entriamo un po' nel vivo della mattinata con il dottor Sergio Carraro della Regione Veneto, del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto. Intanto mi preme anche così salutare e ringraziare la presenza dell'assessore Spadeto e dell'assessore Toffoli, come amministrazioni comunali, Barbara e Susegana, che sono qui presenti. E niente, per Sergio Carraro naturalmente le novità che
sono tantissime, perché riguarda le linee tecniche della Regione Veneto 2023, e saranno quelle che poi daranno indicazioni per chi vorrà accreditarsi nella certificazione SQNP, quindi il Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata. A lei, dottore. Beh, allora, presidenti, amici tutti, colleghi e ovviamente chi ci segue in linea presente o via etere, grazie intanto e buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, mi presto ben volentieri a fare questo aggiornamento. Ironicamente Fiorello ha detto portiamo in questa occasione una serie di aggiornamenti, come vi accorgerete avremo ben poco da aggiornare perché ormai il barile l'abbiamo raschiato parecchio, almeno per quanto riguarda le sostanze di sintesi, quindi ben poche le novità, mentre dal punto di vista biologico qualcosa di nuovo effettivamente c'è e continua ad esserci. Allora entriamo subito nel vivo. Possiamo andare avanti? Allora, a beneficio anche degli studenti che ci stanno seguendo, partiamo con le basi, con l'ABC della difesa integrata, chiaramente per sommi capi. I due documenti che vedete in copertina riportati sul lato destro sono i due documenti fondamentali che costituiscono documento vincolante per la richiesta della produzione integrata. Produzione integrata che può essere certificata SQNP e sono costituiti dalle linee di difesa vere e proprie e dalle tecniche agronomiche, due documenti che vengono predisposti annualmente da un sacco di tempo a questa parte, aggiornati sistematicamente e che riportano, almeno per l'argomento principale di questa giornata, cioè la linea di difesa, riportano fondamentalmente un quadro, un compendio di tutte le sostanze che possono essere utilizzate razionalmente per tutte le culture che vi sono presenti e riportate appunto nelle linee stesse, come vedremo poi dopo. Torno un attimo indietro per cortesia, non ho finito. Allora, lo scopo fondamentale di questo compendio è quello di seguire le linee programmatiche della normativa e di quello che effettivamente è necessario fare, e cioè razionalizzare e ridurre il più possibile l'uso del mezzo chimico. Questo è il concetto di base, poi integrerò un attimo il tutto per consentire sostenibilità economica alle produzioni agricole, ma con un occhio riguardo, come ricordava il Presidente Nadal poco fa, all'ambiente e ovviamente anche alla salute dell'uomo. Bene, adesso passiamo. Dunque, allora queste linee, come dicevo, vengono aggiornate annualmente, ci sono due versioni, a febbraio e ad aprile, un aggiornamento che portiamo anche ad aprile. Queste, appunto, la prima è stata fatta 2 settimane fa, sono fatte sulla base delle linee di difesa concordate a livello nazionale tra i servizi fitosanitari e condivise e con delle integrazioni specifiche da parte delle regioni. Ogni regione può avere delle sue istanze che devono essere condivise con il gruppo di lavoro. Cosa definiscono fondamentalmente? 3 aspetti: criteri di intervento, quindi in buona sostanza controllo, come controllare i parassiti sostanzialmente, le sostanze attive ammesse, anche gli ausiliari, cominciano a fare il loro ingresso anche gli ausiliari, e le limitazioni soprattutto, cioè le limitazioni obbligatorie da rispettare, numero massimo di trattamenti, dosaggi e quant'altro. Le colture a cui accennavo poco fa sono lì riportate, sono 88 colture presenti all'interno di queste linee. Prego. Allora, dicevo prima, sono documenti vincolanti per la certificazione della produzione sostenibile, quindi per l'iscrizione SQNP. È importante anche dare un dato relativo alla consistenza di quella che è la realtà SQNP in Veneto. Allora, i dati del 2020 sono riportati, scritti, non sono ufficiali per certi versi. 2020 21.900 ettari era la superficie vitata, parliamo di superficie vitata, quindi pari grosso modo un 22% dell'intera superficie regionale viticola, mentre quelli del 22, causa una indisponibilità di dati ancora presenti sul database di rete rurale, li abbiamo stimati attraverso i nostri contatti e dovremmo essere intorno ai 30.900 ettari, quindi c'è un incremento significativo. Nel giro già di 2 anni siamo arrivati al 30% di superficie. Questo è un ottimo dato, per tanti buoni motivi, perché stiamo andando nella direzione voluta dalla normativa e perché anche il nuovo PAN
o meglio, le norme contenute nella bozza del nuovo PAN che o prima o dopo verrà deliberato, puntano proprio su questo aspetto, la difesa integrata e la riduzione dell'uso dei fitofarmaci, dei prodotti fitosanitari, ma soprattutto l'incremento della superficie certificata a produzione sostenibile. Okay? Quindi questa è una buona tendenza, eventualmente andremo avanti dopo. Passiamo oltre. Dunque, nelle linee tecniche noi abbiamo limitato, perché il principio è quello, ma più spesso si fa anche eliminazione di sostanze attive. Ok, quindi sono cavate via o limitate fortemente le candidate alla sostituzione, l'elevata tossicità acuta, i CMR, ovviamente i sospetti, quelli che sono CMR nel vero senso della parola, sono già stati tolti ancora parecchio tempo fa, i sospetti per effetti cronici, quindi tipo cancerogeno, mutageno e tossici per la riproduzione, le pericolose per l'ambiente acquatico, le attenzionate da ARPAV, cioè dal nostro organismo che si occupa dell'ambiente, quindi ritrovamenti nelle acque superficiali e profonde, e le autorizzate per usi di emergenza tanto in quanto possibile. Sono ammesse invece all'interno delle linee tecniche tutte le sostanze biologiche, purché autorizzate in Italia per le specifiche avversità richiamate nelle schede culturali, mentre sono ammesse di fatto tutte le sostanze in base. Andiamo oltre. Allora, prima di passare all'interno della vite, delle specifiche vite, che è poi l'argomento principale della giornata, anzi esclusivo, ho alcune precisazioni relativamente al fatto che mi viene portato a conoscenza che insomma ci sono ancora parecchie infrazioni che vengono commesse perché forse non è ancora stato ben compreso, diciamo, qualche norma comune che sono contenute all'interno delle linee tecniche. Coadiuvanti normalmente non vengono riportati nelle linee tecniche, quindi antideriva, antidoti, sinergizzanti e bagnanti sono sistematicamente ammessi, però evidentemente nei limiti delle indicazioni di etichetta, che è sempre e comunque il riferimento a cui va in ogni caso fatto riferimento appunto. È consentito l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti miscele attive, normalmente non le specifichiamo all'interno delle schede, purché evidentemente questi prodotti siano ammessi per il parassita nella relativa scheda. Ok? Per quanto riguarda le sostanze a magazzino, quelle che erano ammesse l'anno precedente e che non sono più ammesse nell'anno corrente, è consentito lo smaltimento. Questo è effettivamente possibile, però bisogna anche dimostrare di averlo avuto in casa quel prodotto, perché non sempre questo fine, diciamo, doveroso viene fatto in modo del tutto trasparente. Ecco, ci siamo capiti. Le disposizioni in etichetta comunque sia dei prodotti fitosanitari sono quelli che fanno testo, quindi quando c'è una qualche linea di contrasto, faccio per dire, se all'interno delle linee tecniche è ammesso massimo 2 interventi con quel determinato prodotto e un determinato prodotto formulato contiene quella sostanza, ma nell'etichetta c'è scritto massimo un trattamento, fa testo l'etichetta del prodotto. Andiamo oltre. Vite. Allora, qui ho fatto una tabellina per riepilogare quantitativamente le sostanze attive a disposizione, non solo le sostanze attive, anche gli ausiliari adesso a partire da quest'anno. Quindi edizione di febbraio. Allora, le sostanze fungicidi, nella categoria più numerosa, 19 in bio, ne abbiamo a disposizione 45 di sintesi, 12 insetticidi bio e 20 di sintesi e così via avanti. In totale abbiamo 34 sostanze attive in bio e 82 di sintesi. Come vediamo nella parte sottostante, nel riepilogo, la tendenza qual è? All'incremento delle sostanze sia sul 2022 che sul 2021 biologiche e al calo progressivo di quelle di sintesi. Vediamo. Allora, per quanto riguarda linee 2023, non ci sono fondamentalmente delle variazioni, soprattutto a livello degli obblighi di limitazione d'uso, sono le stesse del 2022. In particolare per questi gruppi, i cosiddetti sospetti, insomma CMR, ditianon, Folpet e Fluazinem, di cui sono ancora consentiti i 6 interventi annui, indipendentemente dalla molecola, e
per quanto riguarda il gruppo IBE, qua mi sono dimenticato, IK evidentemente, quindi di metomorf, manipropamide, avanti di quella categoria, gli IBE, i vari tanti inibitori della sintesi dello sterolo, gli antiviolici, anti-Black Row fondamentalmente, i QOI, quindi azoxystrobin, piraclostrobin e avanti di questo passo, sono categorie che sono rimaste tali e quali, 3 interventi massimo indipendentemente dall'avversità consentiti all'anno. Per quanto riguarda gli insetticidi, l'altro gruppo, quello dei piretroidi, si arricchisce di una introduzione, lambdacialotrina, che è stata messa per lo scafoide. Rimane comunque, mentre la crinatrina esce, rimane comunque che all'interno di questo contesto 3 sono anche qua per i piretroidi trattamenti concessi all'interno, indipendentemente dall'avversità, non di più. Andiamo. Allora, faccio una breve carrellata dei parassiti, corriamo via perché, ahimè, c'è poco da portare di novità. Come vedete nelle schede ho riportato inserimenti, modifiche, revoche nel 2023 e quello che c'è da ricordare. Scorreremo via appunto perché non abbiamo un granché. Allora, per Onospora novità zero. Faccio solo memoria del fatto che abbiamo ridotto già dallo scorso anno di metomorfo e metalaxil M, tanto in quanto è stato ritrovato in diverse occasioni nelle acque superficiali, quindi misura regionale, non nazionale. Andiamo. Oidio. La vera novità è questa, il mefentrifluconazolo, un IBE che appunto adesso è disponibile, è inserito nelle liste, quindi faccio memoria che il tebuconazolo invece non è ammesso sempre per il motivo addetto prima per quanto riguarda metalaxil e di metomorfo, cioè riduzione, in questo caso era consentito un solo trattamento, la riduzione ha portato al fatto che l'abbiamo escluso. Vediamo. Escoriosi non abbiamo nulla, vai. Botrite, nessuna novità neanche qua, andiamo pure. Il Black Row, il mefentrifluconazolo che ho appena detto per quanto riguarda l'oidio è valido anche per quanto riguarda il Black Row, l'unica novità è quella, vediamo. Tripilitignole, nessuna novità. Cocciniglie, l'introduzione degli ausiliari, predatori parassitoidi, l'Anagirus e il Cryptolaemus sono stati inseriti quest'anno. Per quanto riguarda le nuoto è uscito l'indoxacarb, non abbiamo più molecole che possiamo utilizzare contro questo insetto, quindi raccolta serale a mano, è ancora una bella pratica agronomica, come dire, da poter fare, per chi ha il problema in me sarà un po' meno contento, però non ci sono alternative. Drosophila Suzuki, l'introduzione delle trappole attivate con la deltametrina. Acari e acariosi, nessuna novità. Altre cicaline, allora, qui abbiamo la cosa ormai già assodata, la crinatrina è uscita dal mercato, l'ultimo impiego è fino al 29 di giugno di quest'anno e appunto ricordo di 3 piretroidi, ma l'abbiamo già detto, andiamo pure. Cicalina flavescenza dorata, scafoide, cosa più importante. Allora, l'ho accennato all'ingresso, lambdacialotrina, questa è l'unica novità, insomma, una introduzione, non è nuova la molecola ovviamente, la molecola è abbastanza datata. Diciamo che uscendo la crinatrina abbiamo chiesto al Comitato Nazionale di poter inserire un'alternativa. Dei piretroidi ci sono, ce ne sono anche degli altri, è stata consentita la lambdacialotrina. Quello che è da tenere ben presente nel corso di quest'anno è che sia lambdacialotrina che tofenprox sono candidati alla sostituzione, per cui è stata ammessa un solo intervento in alternativa. Andiamo? Allora, nei criteri delle linee tecniche abbiamo specificato per bene, non è necessario perché è un decreto di lotta obbligatoria, ma lo ricordiamo, rispettare le disposizioni del decreto di lotta obbligatoria, tempistiche di intervento soprattutto e indicazioni operative che sono specificate nei bollettini fitosanitari che facciamo. Attenzione, un'altra specifica che abbiamo riportato è il fatto di combattere le forme giovanili contro le quali il decreto di lotta obbligatoria è riferito, perché la lotta è sulle forme giovanili. L'ideale è trattare anche i polloni, se sono presenti naturalmente, trattare i polloni al piede, quindi tutta la chioma, compresi quelli, e attendere qualche giorno prima di andarli a togliere in modo tale che riesca a fare effetto. Bene.
per quanto riguarda la lista dei prodotti, visto considerato che quella della cicalina, ma insomma della flavescenza, che poi l'organismo nocivo non è tanto la cicalina in sé, la cicalina fa solo da vettrice evidentemente, c'è una lista di prodotti insetticidi nei confronti dello scafoide, del vettore. Noi nel corso di quest'anno scorso, nel 2022, abbiamo finanziato un progetto corposo, una sperimentazione in pieno campo, ma anche in semicampo, dove si è voluto mettere a confronto le varie sostanze impiegabili attualmente insetticidi in campo bio e in campo convenzionale. Qui su questa pubblicazione, che se non è già pubblicata lo sarà nei prossimi giorni nel sito istituzionale, l'abbiamo già divulgata, i tecnici ne sono già al corrente, ma al pubblico verrà messa a disposizione a breve, ci sono riepilogati in modo molto sintetico gli elementi salienti, sono anche abbastanza facili da capire, perché è pur vero che all'interno della scheda Scafoideus sono previsti una serie di insetticidi, perché sono registrati, perché sono ammessi, rispettano tutte le clausole, che gli consentono di entrare all'interno della scheda, però a livello di efficacia e di persistenza sono un po' diverse. Qui dentro potrete fare anche voi la vostra analisi. L'abbiamo messa a disposizione appunto per cercare di far sì che anche il viticoltore, magari coadiuvato, possa rendersi conto delle diverse potenzialità delle molecole. Andiamo? Per quanto riguarda il diserbo, nessuna novità neanche qua, ricordo solo che per i prodotti residuali, che li vedete lì citati, è consentito solo un trattamento all'anno in alternativa. Una specifica per quanto, e ci avviciniamo alla fine, una specifica per quanto riguarda la deroga che è stata introdotta lo scorso anno all'interno delle linee tecniche sulla base della legge 120 del 2020, che consente a coloro che dispongono di attrezzature in modalità di agricoltura di precisione di poter non rispettare il limite ad ettaro di impiego di un determinato prodotto. Chiaro che se io lo recupero è ovvio che alla fin fine ne consumo meno, è ovvio, ecco, non occorre stare a specificare. Il fatto è che però le indicazioni di etichetta vanno sempre e comunque rispettate, per cui è stato chiarito meglio nelle linee quest'anno, è stata introdotta una frasetta che abbiamo riportato tal quale dalle linee guida nazionali e che sostanzialmente specifica che ci si può avvalere della deroga purché sia sempre rispettata la concentrazione. Quindi se in un prodotto è riportata la dose a ettolitro, quindi grammi o millilitri per ettolitro, e chili di solito o grammi per ettaro, si fa riferimento all'ettolitro, alla concentrazione, quello che va in acqua. Questa è la cosa, che va tenuta presente, che va specificata. La cosa non sarebbe però ancora del tutto precisata, perché qualche dubbio ce lo siamo posto un po' tutti a livello tecnico. Quello che c'è scritto qua sotto è: ci si può valere della deroga purché venga rispettata la concentrazione della miscela, d'accordo? Oppure, se non indicata, sia conforme a quella calcolabile sulla base del volume di bagnatura adeguato alla fase fenologica. Allora rimane ancora un vulnus, nel senso, cioè c'è bisogno ancora di qualche integrazione normativa sulla questione. Io direi, per coloro che hanno macchine di recupero, precauzionalmente evitare di impiegare prodotti che nell'etichetta prevedono solo l'indicazione ad ettaro. Ok? Andate, scegliete un prodotto che riporta o tutte e due o solo quella ad ettolitro. Comunque sia, chi ha attrezzature di questo genere, che si assicuri che nell'etichetta sia specificata la concentrazione di uso. Vai. Ultima cosa, ricordo semplicemente le scadenze previste per le macchine dei trattamenti, quindi i controlli funzionali, non è mutato fondamentalmente nulla, quindi per il normale utente professionale ogni 3 anni praticamente la scadenza, e per il conto terzista ogni 2, per le macchine 9, 5 e 2 rispettivamente. Chi
intende iscriversi all'SQNP, deve fare non solo il controllo funzionale ma anche la regolazione della macchina. Speriamo che arrivi un po' per tutti questa cosa, non solo per chi si iscrive all'SQNP. Un'ultima specifica per chi ha già fatto la taratura ultima ancora prima del 31/12/2020, le macchine non vanno e non seguono queste scadenze, vanno fatte entro i prossimi 5 anni. Allora, quello che vedete evidenziato sotto è una comunicazione che ci è arrivata da fonti ministeriali, i quali dicevano che i termini sono stati prorogati a fine giugno. Notizia di ieri, sembra che non sia confermata, per cui prendetela con una pinza, cavate via l'evidenziatore possibilmente, perché non abbiamo sicurezza che sia effettivamente così. Vai? Bene, io ho terminato qua, grazie della vostra attenzione. Grazie al dottor Carraro anche per la disamina come cappello introduttivo, appunto per coloro che magari non seguono direttamente queste cose, ma in particolare per gli studenti, che abbiano un'idea di cosa si è parlato in questa occasione. Bene, entriamo nel vivo. Intanto saluto anche l'assessore Geronazzo, che adesso l'ho visto da Valdobbiadene, e adesso entriamo un po' nel vivo della questione della mattinata, per quello che riguarda proprio il forum. E ricordo naturalmente a tutti i relatori, i 10 minuti sono cronometrati, è brutto togliere la parola, comunque sanno già di che morte morire in questo caso, però non ci sono problemi. L'anno scorso Tiziano Baldo ha terminato il forum fitoiatrico numero 16 e quest'anno invece dà inizio con il numero 17, quindi Adama come società che lui rappresenta in questo caso, e vediamo un po' di cosa ci parla. Mi sembra che sia un insetticida, grandi linee. Vai Tiziano, 10 minuti. Bene, grazie mille Fiorello, grazie al CodiTV per questa opportunità che ogni anno ci dà di trovarci qui a fare una bella chiacchierata, grazie anche all'istituto ovviamente che ci ospita, ormai questo per me è un appuntamento imperdibile. Bene, io vi parlerò di Tau Frovalinate, soprattutto oggi mi concentrerò su una serie di dati nuovi che portiamo alla viticoltura del nord Italia, utili a capire, a valorizzare alcuni aspetti della molecola nei confronti ovviamente di un target specifico che dopo vedremo. Una slide una sul prodotto che ovviamente è conosciuto, ma è sempre fondamentale fare un promemoria perché soprattutto nel mondo degli insetticidi vediamo perdere delle molecole, no? Dicevo prima Sergio che è difficile vedere delle novità a causa o per fortuna insomma legate a quelle che sono tutte le nuove normative. Tau Frovalinate oltre alla vite da vino in etichetta anche tutta una serie, no, di altre culture e tanti patogeni, tanti insetti target, e questo obiettivamente è sicuramente un grosso vantaggio oggi ma soprattutto anche domani. Vite da vino, quindi 2 trattamenti, 14 giorni, 21 giorni di carenza. Qui gli insetti target, quindi non solamente le cicaline ma anche tripidi, e poi moscerini della frutta, quindi Drosophila Suzuki, che è un pest che caratterizza soprattutto alcuni territori. Oggi chiaramente ci concentriamo sullo Scaphoideus titanus, come dicevo prima Sergio, soprattutto per la regione Veneto ovviamente questa è una problematica molto di difficile gestione per tutta una serie di motivi. Primo tra tutti sicuramente quello della carenza di meccanismi d'azione, perché poi forse i colleghi dopo di me vi parleranno delle loro soluzioni, vi parleranno dei loro prodotti, ma la realtà delle cose è che nei confronti di questo insetto non abbiamo tanti meccanismi d'azione disponibili. Qui vedete anche, mi sono permesso di preparare quelli che sono i 3 momenti chiave, no, di intervento, quindi il primo trattamento un po' anticipato andando sulle neanidi, il trattamento di luglio, no, per controllare neanidi e adulti, e poi altro trattamento che va un po' in funzione dell'annata, no? Sicuramente negli ultimi anni è stato spesso necessario intervenire in questo senso in diverse aziende perché ovviamente la problematica è particolarmente diffusa e preoccupante. Tau Frovalinate, Maldix Smart, può essere collocato in tutti e 3 questi momenti.
Abbiamo visto anche nel corso del 2022 fare trattamenti anticipati, soprattutto nel primo intervento, no? Perché come dicevo prima, come ha fatto vedere Sergio, da disciplinare di produzione integrata tafluvalenate rispetto ad altri insetticidi è consentito 2 volte all'anno, ok? Ricordo 2 volte all'anno a distanza di 14 giorni, ma è uno dei pochi insetticidi che può essere anche ribattuto. Conseguentemente, valorizzando sia la sua efficacia, su cui oggi non mi concentrerò, ma soprattutto la sua selettività, tafluvalenate può essere impiegato in tutti e 3 questi momenti. Oggi, come dicevo, vi farò vedere dei dati nuovi che abbiamo prodotto nel corso degli ultimi anni, soprattutto legati alla selettività. Perché? Perché gli insetticidi ovviamente non sono tutti uguali. Tafluvalenate in particolare è sempre stato conosciuto, gli è sempre stato riconosciuto negli anni, oltre a un profilo ectotossicologico, insomma non sto qui a dilungarmi più di tanto perché come dicevo prima tafluvalenate è un riferimento, no? A livello nazionale su tutta una serie di culture, però anzi soprattutto il suo punto di forza principale è quello proprio della selettività nei confronti, in questo caso vediamo l'organismo ape, no? Vediamo anche tutti quelli che sono gli insetti utili, quindi qui vedete alcune schede che ho già fatto vedere anche in passato, però è importante ricordare per far passare quello che è il messaggio che oggi vi porta da me. 2 anni fa, nel 2021, quando, no, da un anno, perché nel 2020 bene o male si è cominciato ad utilizzare questo meccanismo d'azione in viticoltura, è partito questo progetto per andare in Regione Veneto ovviamente a valutare quello che era l'impatto del tafluvalenate nei confronti dei fitoseidi. Quindi questi insetti utili, predatori ovviamente, questi insetti utili predatori ovviamente degli acari, quindi Tetranicus, che prevengono o migliorano molto tutto quell'aspetto legato all'equilibrio sull'uscita o meno, no, di ragno e quindi ovviamente di acroinsorgenza. Questo è uno studio, come dicevo prima, di 2 anni, in cui sono state identificate 4 aziende, 2 nell'areale veronese e 2 nell'areale trevigiano. Lo studio è stato condotto dal centro di ricerca Agrea in collaborazione col centro di consulenza Extendavitis. La difficoltà di questo studio è stata quella di identificare le giuste parcelle, perché obiettivamente per fare queste attività non è semplice andare a trovare un metodo statistico per fare le valutazioni, perché le 4 piante sono poche e ragionare il mio ettaro e quello del vicino forse non è sempre statisticamente rilevante. La difficoltà iniziale nel mettere a punto questo protocollo fu proprio quella, cioè quella di identificare delle aziende in cui trovare delle parcelle che sono rimaste le stesse per tutti e 2 gli anni, e questo studio procederà anche nel corso del 2023. Sono parcelloni tra i 1000 e i 3000 metri circa, in cui poi i controlli venivano fatti in modo randomizzato. Che cosa è stato valutato? È stato lasciato ovviamente un testimone non trattato e poi 2 parcelle sono state interessate da un trattamento con tafluvalenate a dose di etichetta e 2 trattamenti con tafluvalenate a dose di etichetta. Qui nella slide vedete, no, le località in cui sono stati fatti i trattamenti, vedete anche i 2 momenti di applicazione del 2021, dopo vedremo quelli del 2022. Prima di mostrarvi il dato, volevo fare una considerazione che è questa, perché è stato fatto, no, durante questo monitoraggio la valutazione del numero di acari fitoseidi, principalmente il Carpinodromus, per foglia, ok, prima, durante e dopo i trattamenti. Quindi uno degli aspetti che abbiamo visto, vedete qui una delle aziende, in questo caso quella di Castelnuovo, è che la presenza iniziale, quindi il numero di individui prima che comincino i trattamenti, è fondamentale poi per quello che è il risultato finale. Lo vedete qui, in questa che era un'azienda di Castelnuovo, abbiamo un numero di individui ovviamente al giorno 0, quindi come vedete al 10 luglio, molto importante, quindi 6-7 individui per foglia. Vedete che la linea di tendenza prima, durante e dopo i trattamenti non cambia, ok? Questo aspetto è fondamentale ed è uno dei punti di ragionamento. Vi faccio vedere invece una delle aziende, no, qui di Valdobiadene, dove che cosa si vede? Si vede che in questo caso avevamo un numero di individui molto basso anche prima del primo trattamento, ed è chiaro che se comunque
alla fine, cioè il numero di individui iniziale e il numero di individui finale in queste aziende non cambia, questo grazie ovviamente alla selettività che ha Tau fluvalenate nei confronti di questi insetti, però il percorso è differente, quindi l'impatto, no? Quindi la cosiddetta acroinsorgenza che spesso viene imputata agli insetticidi è particolarmente legata alla popolazione che noi abbiamo in campo. Vado a presentarvi il 2021. Allora, che cosa vedete qui? Qui vedete la linea di tendenza, ok? La linea di tendenza che cos'è? È il percorso che hanno fatto, in questo caso il Carpinodromus, nelle 4 aziende. Ovviamente sono varietà differenti, con tempistiche, con fasi fenologiche diverse, e quindi fare una media non sarebbe proprio così corretto. In ogni caso è importante, quando si fanno queste valutazioni, l'abbiamo imparato negli anni, capire quella che è la linea di tendenza che vedete qui in questo caso. Quindi quello che si vede fondamentalmente che cos'è? Quindi 4 aziende diverse, con 4 popolazioni di partenza diverse, con probabilmente andamenti stagionali leggermente diversi, no? Tra la collina di Valdobbiadene e la pianura veronese. Ma la cosa fondamentale che si vede nel 2021 è che la popolazione iniziale e la popolazione finale sono assolutamente identiche sia nel non trattato che nelle parcelle interessate da 1 o 2 trattamenti con Tau fluvalenate. Questa valutazione l'abbiamo fatta anche nel 2022, questa ovviamente è stata un'annata che a livello climatico è stata decisamente diversa, l'abbiamo visto tutti, no? L'abbiamo vissuto in campo, e questo ha impattato secondo me anche in modo importante sugli insetti in genere, quindi non solamente sugli acarifitoseidi ma sugli insetti in genere. In ogni caso, per stare nei tempi, no, che mi sono stati assegnati, la valutazione che vado a fare è questa. Anche nel 2022 ovviamente abbiamo avuto un percorso diverso, no, da parte di queste 4 aziende, perché, lo ribadisco, nel 2022 sono state mantenute le stesse parcelle del 2021. Quindi qui vedete una parcella che non è stata trattata per 2 anni, una parcella che per 2 anni è stata trattata con un trattamento di Tau fluvalenate e una parcella trattata 2 volte con Tau fluvalenate in 2 anni. La cosa importante, lo ribadisco, al di là dei cambiamenti, no, li vedete qui, legati probabilmente più a un fatto statistico, vediamo che la popolazione iniziale e la popolazione finale è identica. Vado a concludere per stare nei tempi che mi sono stati assegnati, quindi questo lavoro, che continuerà anche nel 2023, vertiva a valutare in 4 vigneti, in 2 province, quello che era l'impatto del Tau fluvalenate nei confronti degli acarifitoseidi, principalmente il Carpinodromus. Amblyseum era meno facile da rilevare. Ovviamente il dato finale, cioè il percorso, no, è legato molto, come vi ho fatto notare prima, a quelle che sono le popolazioni iniziali. In ogni caso, quello che noi possiamo affermare è che Tau fluvalenate, in questo studio che noi abbiamo fatto, non ha avuto nessun tipo di impatto sulle popolazioni di acarifitoseidi. Io con questo ho concluso la mia presentazione e vi ringrazio. Ok, grazie Tiziano Baldo di Adama. Passiamo subito a BASF con il dottor Roberto Trentin. Abbiamo una novità che è stata presentata o accennata anche da Sergio Carraro, quindi adesso sentiamo questo nuovo antioidico e anti-black rot. E intanto approfitto per salutare Carmela Polinedrio dell'assessore di Sagarella. Ogni tanto se c'è qualche altro assessore portatemi qua il nome, ok? Grazie a te Roberto. Allora, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio il Codittivi per l'invito e anche l'istituto che ci ospita. Come appunto anticipato Fiorello, oggi vogliamo presentare quella che è la grossa novità di BASF che stiamo presentando in queste settimane, e anticipo, presenteremo anche a Verona al Museo Nicolis il martedì 7 marzo, quindi per chi ci ascolta da Verona, Vicenza e Padova l'invito ovviamente è esteso. Quindi mefentrifluconazolo, un po' uno scioglilingua, diciamo le caratteristiche di questa nuova molecola che comunque fa parte di un vecchio, passatemi il termine, gruppo chimico che sono i triazoli, alcune caratteristiche che possiamo dire è un po' un'innovazione, in quanto si accennava prima anche l'aspetto regolatorio in questi ultimi anni
ha fortemente penalizzato tutto il gruppo dei triazoli. In questo caso abbiamo quindi una molecola che ha, diciamo, caratteristiche molto distintive per quanto riguarda questi aspetti, quindi non è un candidato alla sostituzione, non è un prodotto, diciamo, interferente endocrino e non ha, diciamo, tutta quella serie di rischi che vengono riassunti nel simbolo CRM, ed è autorizzato con le nuove normative europee regolamentate dalla legge europea 1107. Oltre ovviamente ad avere, diciamo, un'interessante attività di efficacia, poi lo vedremo, nei confronti, nel caso della vite, di oidio e black rot. Questa è la molecola, ovviamente non c'è l'animazione, ma ecco, questa è la caratteristica del formulato, quindi è una concentrazione, una soluzione concentrata. Vedete le registrazioni per la vite come dico black rot, però lo stesso formulato revision è molto interessante anche per l'impiego sulle principali frutticole, pomacee e drupacee. Siamo arrivati alla definizione un po' di questo formulato, anche dopo una serie di diverse sperimentazioni fatte con i principali gruppi sia di centri di stagio che istituti di ricerca, che qui vedete riassunti, in un periodo, diciamo, di quasi 6 anni, e ha coinvolto un po' tutte le zone d'Italia e soprattutto nel caso della vite un po', diciamo, tutte le zone tipiche della viticoltura italiana, con prove di efficacia, di strategia, selettività, miscibilità e anche per quanto riguarda l'aspetto residuale. Quindi se andiamo più nel dettaglio per quanto riguarda il formulato dedicato quindi alla vite, prodotto molto importante, poi vedremo un paio di prove per oidio e black rot. Possiamo avere la disponibilità di 3 trattamenti nell'arco dell'anno, il dosaggio da 0,7 a 1,3 litri. Su questo poi mi soffermo perché anche qui c'è un aspetto, diciamo, estremamente innovativo nell'etichetta: intervallo di 10 giorni, tempo di carenza 21 giorni. Ecco, il problema è che molto spesso, poi anche Sergio Carraro prima aveva anticipato, è la gestione soprattutto nei primi interventi dei dosaggi, anche in funzione di quanto riportato nelle etichette. Quindi molto spesso ci si trova a utilizzare nelle prime fasi, quando molto probabilmente il quantitativo necessario è molto basso, ma non si è mai, diciamo, nei termini del rispetto delle etichette. Quindi nella formulazione del revision, come nella formulazione dell'invita, che ricordo essere il formulato di Dithano in purezza, BASF, seguendo un po' le linee e i concetti dell'infolarea, ha proposto un'etichetta, diciamo, un dosaggio variabile in funzione sia della forma di allevamento che della fase fenologica. Mi spiego meglio. Nel caso delle forme a spalliera abbiamo la possibilità di un utilizzo che va da 0,7 a 1 litro fino alla fioritura, per poi passare da 1 litro a 1,3 litro nelle fasi di fioritura successive, ricordando che comunque il dosaggio del prodotto è di 1,3, quindi abbiamo la possibilità di poter gestire al meglio, soprattutto nelle prime fasi, i dosaggi. Ricordando che comunque tutto questo nasce dal fatto che 1 litro di prodotto è sufficiente a controllare le malattie, nel caso appunto della vite, oidio e black rot, per 10.000 metri di superficie sfogliare. Tutto questo va incontro sia a un aspetto di praticità e soprattutto anche in linea con quelli che sono i concetti, le linee di sostenibilità che stiamo in questi anni appunto perseguendo. Riporto, ecco, due prove. Questa, la prima, è riguardante appunto le prove che abbiamo fatto sull'oidio. Chi ha avuto modo, ma più forse la zona di Verona Vicenza per un discorso di vicinanza, con il centro di stagio Agrea abbiamo negli anni, e questa, diciamo, è quella dell'anno scorso che è l'ultima, ma ripete un po' le esperienze fatte negli anni precedenti, si è voluto fare una verifica dell'attività del revision in confronto con il triazolo. Ovviamente parliamo di triazoli, quindi siamo riferiti al triazolo di riferimento più performante, che almeno consideriamo tale, nei confronti dell'oidio, e in confronto a una, diciamo, linea di strategia.
Questa, diciamo, sono delle prove, delle tesi di semi-efficacia, vengono normalmente fatte nella sperimentazione per vedere le eventuali differenze tra i nuovi prodotti e i prodotti presenti sul mercato. Ecco, questo è il risultato su grappolo, rilievo dei primi di luglio. Vedete che l'incidenza, che vuol dire su 100 grappoli 100 erano colpiti per quanto riguarda il testimone, e qui diciamo, la tendenza è molto interessante per quanto riguarda l'attività di revisio, sia in termini di efficacia preventiva, anche se qui ovviamente non ci sono i tempi, sappiamo che è un prodotto che ha anche una buona attività curativa. Ovviamente la severità è abbastanza livellata, però è interessante vedere il controllo del prodotto nei confronti di un riferimento standard considerato molto performante nei confronti dell'ovidio. Avanti. Questo, sempre rimanendo nell'ovidio, è un po' riassunto di diverse prove, sono 18 prove in termini di efficacia per quanto riguarda la variabilità di controllo in termini di efficacia su grappolo che si sono avuti nelle prove fatte dal 2018 al 2022. Come si può vedere, il reviso ha sempre mantenuto un livello di efficacia molto alto rispetto agli standard che potevano essere sia triazoli o anche molecole, in prove di efficacia e semi-efficacia. Altra prova interessante, che qui probabilmente qualcuno poi delle nostre che c'è in sala, ma soprattutto nelle zone di Treviso e del Friuli ha avuto modo di vedere quest'anno, è una prova un po' particolare, nel senso che abbiamo voluto verificare l'efficacia di revision nei confronti del black rot, che ricordo essere un grosso problema nelle nostre zone e probabilmente lo diventerà nei prossimi anni con l'uscita di alcuni attivi che lo controllavano in maniera abbastanza interessante, come Mancozeb, ma anche alcuni triazoli. E quindi abbiamo voluto fare una prova volutamente su una varietà resistente alla peronospora in una situazione molto particolare. Qui è una collaborazione che abbiamo avuto con i Divai di Roscedo, Divai Cooperativi di Roscedo, che ci avevano individuato una situazione che l'anno prima era stata molto attaccata dal black rot. Dicevo appunto che sono varietà che sono resistenti alla peronospora, però hanno una certa suscettibilità in alcune condizioni particolari, come sono i nostri ambienti, nei confronti del black rot. Quindi avevamo una partenza molto, molto interessante per quanto riguarda l'inoculo. Qui molto semplicemente prove di efficacia dall'inizio alla fine, con dosaggio variabile. Il confronto a un bifeconazolo che è oggi considerato nell'ambito di triazoli, ma forse anche nell'ambito degli attivi disponibili per il black rot, un prodotto molto valido appunto per il controllo di questa malattia. Visto che c'eravamo, abbiamo voluto anche inserire l'Invita, che è il nostro beacon in purezza, per valutare quello che poteva essere il contributo di questo prodotto nei confronti della malattia, inserendo poi una strategia per i vitigni resistenti che poteva essere interessante per il controllo sia di peronospora ma anche di black rot. Andiamo velocemente ai risultati. Più che le foglie è interessante vedere un po' il comportamento su grappolo, rilievo fatto a metà di luglio. Come potete vedere, l'incidenza, pur non essendo stata un'annata da black rot, è estremamente interessante. Quindi gli standard sono pari a quelli sia in termini di incidenza ma anche in termini di severità. Qui interessante vedere il contributo anche di Invita, quindi dei ditiano. Se l'incidenza può fuorviare in termini di controllo della malattia, sicuramente è molto interessante, quindi molto interessante anche nell'inserimento nelle strategie non solo della peronospora ma anche del black rot. Corro velocemente perché Fiorello mi fa segni, quindi questo i risultati. Vediamo velocemente i posizionamenti. Quindi per l'oidio noi lo posizioniamo, consigliamo soprattutto nelle prime fasi. Ricordo che probabilmente quest'anno la campagna entrante sarà un'annata da tenere molto attenzionata per l'oidio, visto l'annata del 2022, l'autunno caldo che ha favorito lo svernamento ottimale, delle forme svernanti di oidio.
Molto interessante perché oltre all'efficacia preventiva e curativa è un prodotto che agisce e lavora a temperature molto basse. Lo alterniamo, ovviamente noi abbiamo la fortuna, senza peccare di presunzione, di avere un po' tutta una serie di attivi nei confronti dell'oidio estremamente interessanti, quindi Cercadis, oidio e anche Black Rot, Vivando, fase di vapore. Qua ho dimenticato il Tucana che è la nostra subirulina, quindi c'è solo un po' l'imbarazzo della scelta. Corro velocemente. Per il Black Rot viceversa la strategia è un po' diversa. La fase di chiudo, basta. Massimo rischio è questo. Sì. Casomai dopo potranno vedere un attimino con calma che sono i vostri cataloghi, quindi il posizionamento ormai lo si sa. Questo è l'importante, comunque lo lascio chiedo scusa per il tempo. Va bene, passo la parola. Roberto, scusami. No, ma ci sta. Allora, grazie tanto a Roberto Gentili della BAS. Adesso abbiamo in scaletta la Bayer con il dottor Davide Vicario. Qua andiamo con gli insetticidi, nel tuo intervento, e quindi sviluppa pure quello che è la tua presentazione. Bene, buongiorno a tutti, io mi presento, sono Vicario Davide, sono responsabile marketing per Friuli e Veneto, la parte est di Bayer, e oggi vi parlerò di una strategia di difesa della vite contro lo Scaphodeus titanus. Essa si compone principalmente di 3 prodotti. Il primo ovviamente è Sivanto Prime, un prodotto di riferimento, una referenza che abbiamo inserito da alcuni anni che è il flipper e il Decisebo in chiusura. Parto sicuramente con Sivanto, il nostro prodotto principale, un prodotto a base di flupridifurone, quindi famiglia chimica nuova dei butenolidi, con una formulazione innovativa perché negli ultimi 4 anni di utilizzo su larga scala, perché è un prodotto stato registrato nel 2019, e abbiamo avuto degli ottimi responsi dai vari utilizzatori, sia per la sua quindi il suo concentrato solubile, quindi con un'ottima miscibilità in botte, ma soprattutto per la sua assenza completa di odori sgradevoli, molto importante. Si parlava anche prima, anche questa è un'attenzione da riportare. Ma passando alle caratteristiche tecniche del principio attivo, è di tipo sistemico, con un'azione sia per via di contatto che ingestione, che lavora sia sugli insetti adulti che sulle forme giovanili. Un altro tema da toccare è sicuramente il rispetto dell'entomofauna. Ha un profilo tossicologico favorevole e rispettoso di tutti i principali insetti utili in vigneto, che dopo vedremo più nello specifico. Grazie alle sue caratteristiche fisiche e chimiche, quindi di mobilità all'interno della pianta sia per via sistemica che trasvaminare, è un prodotto che ci garantisce una protezione completa della pianta e soprattutto con una persistenza d'azione molto lunga, quindi una durata paragonabile ai principali standard di riferimento sul mercato. E qua vorrei focalizzare la vostra principale attenzione. Perché? Perché è una proprietà unica che solo Sivanto ha, ed è il fast feeding cessation, ovvero l'attività nel blocco dell'alimentazione della cicalina. Quindi basti pensare, un esempio pratico in campo che magari vediamo tutti i giorni noi, quando abbiamo una cicalina di seconda, terza età che va a alimentarsi attraverso il suo apparato boccale pungente e succhiante nelle nervature periferiche della vite, troverà il prodotto già concentrato lì e nell'arco di appena 9-10 minuti bloccherà la sua attività trofica, quindi andrà a inibire qualsiasi danno provocato sia di tipo diretto che indiretto, e questo secondo me è una cosa da rimarcare, fondamentale, che noi quindi oggi portiamo avanti come una caratteristica, una proprietà unica che solo Sivanto Prime ha. E appunto ho voluto riportare queste prove fatte in collaborazione con Agrea, in un lieto di Merlot per 2 anni consecutivi nella provincia di Pordenone, che potete trovare sull'estratto di Facoltà Agraria numero 10 del 2019 per chi volesse approfondire. E qua vediamo una cosa molto interessante che sicuramente va rimarcata. Siamo andati a fare prove su 2 anni, quindi 2016-2017, su una popolazione, quindi la gran parte della popolazione era di forme giovanili, qua possiamo vedere le varie percentuali, e siamo andati a paragonarlo ai principali standard di mercato di quel tempo, quindi principi attivi come Termetoxan e Buprofezin. Questo, dopo siamo andati a vedere i risultati di efficacia e vediamo che con un giusto posizionamento, quindi con un'epoca corretta, possiamo vedere come flupridifurone, quindi il principio attivo di Sivanto,
abbia un'efficacia al pari di principi attivi oggi non più in commercio. Quindi sicuramente vediamo come è importante il posizionamento e come lavora questa proprietà unica che dicevo prima del fast feeding sensation. Un'altra caratteristica importante, si parlava prima anche con il Presidente, è il rispetto dell'entomofauna, soprattutto delle api dei bombi. Qua ho riportato l'ultimo certificato dell'EFSA sul profilo completamente neutro nei confronti di api e bombi, e qua una tabella che potete, sicuramente qualcuno ha visto anche sul catalogo di Sivanto, del rispetto dei principali insetti utili in vigneto come coccinellidi e acari predatori. E proprio su questi ultimi volevo riportare la vostra attenzione. Questa è una tabella che magari qualcuno di voi ha visto sul primo numero dell'anno di Agricoltore Agrario. Vediamo come i nostri areali del Veneto e del Friuli negli ultimi anni, ma soprattutto nel 2022, abbiamo avuto un aumento dell'acrosorgenza, quindi danni provocati da ragnetto giallo e ragnetto rosso. Questo quindi, volevo rimarcare il profilo selettivo di Sivanto, e lo faccio come? Attraverso una prova fatta nel 2020 con Agrea nell'areale del Valpolicella. Qua si è andato a trattare una porzione di vigneto con Sivanto per l'Erasmoneura, quindi siamo al 19 di giugno, e un'altra porzione era un testimone non trattato. Siamo andati a fare i rilievi nei confronti dei fitoseidi e abbiamo visto come non c'erano differenze sostanziali, quindi oggi rimarchiamo ancora una volta il profilo, un basso profilo di impatto su questi importanti insetti utili del nostro vigneto. Ecco, e quindi oggi Sivanto è un prodotto strategico e che soprattutto, lo rimarchiamo, è un prodotto che risponde alle esigenze del viticoltore contro la lotta allo Scaphoideus titanus, che purtroppo sta affliggendo il territorio. Un altro prodotto in cui negli ultimi anni sicuramente l'interesse è aumentato è Flipper, una soluzione dove noi stiamo investendo tanto tempo e risorse. È una soluzione naturale, quindi un prodotto a base di sali potassici e di acidi grassi con una formulazione di un'emulsione olio-acqua. Questo è un prodotto che lo stiamo seguendo sia in condizione biologica che in condizione integrata, e per noi oggi siamo focalizzati principalmente su tre aspetti. Uno, sicuramente l'attività, che è un'attività diretta sull'insetto, perché fondamentalmente per disidratazione, quindi sicuramente l'insetto target Scaphoideus, se è applicato in maniera corretta. E perché rimarco questo? Perché ci siamo concentrati su due aspetti: uno, la gestione delle acque, e due, la qualità della bagnatura. Sulla gestione delle acque volevo riportarvi il discorso dell'elevato contenuto di carbonati. Perché? Perché il prodotto non ama acque particolarmente dure, quindi acque con presenza di cationi di calcio e magnesio, quindi nell'ottica di un ordine superiore ai 500 parti per milione, e si va incontro a una soluzione quindi non accettabile, quindi di conseguenza un'efficacia bassa. Ma se l'acqua è gestita bene, quindi attraverso ovviamente una titolazione, e abbiamo quindi una soluzione accettabile come lo vediamo qua, abbiamo un'ottima efficacia. Perché? Possiamo farlo attraverso l'acido citrico, in base ovviamente alla durezza dell'acqua moduliamo la concentrazione, sicuramente magari avremo modo di approfondirlo meglio. E sicuramente una cosa molto importante è l'efficacia di una strategia, e questo siamo andati a testarla. Ecco qua. Esatto, insieme al CREA, in una prova fatta e condotta dal CREA insieme ai colleghi di Bayer, al dottor Marco Grandin, dove siamo andati in un vigneto in condizione biologica a vedere le performance di Flipper. Siamo andati a fare 3 interventi, lo vediamo qua, quindi siamo andati a titolare l'acqua, ad acidificare e a controllare la qualità della bagnatura, quindi tutti i parametri messi a punto. E questo è il protocollo. Qui abbiamo una parte di vigneto trattata con piretro, una parte con Flipper e una parte di non trattato con le trappole messe, e abbiamo visto un'efficacia attorno al 50-60%, che sicuramente con un prodotto che non ha problemi di epoca di intervento, perché non si può fare durante il giorno, è una severità molto molto elevata, sicuramente è un'ulteriore arma oggi a supporto della lotta contro la flavescenza dorata.
e per questo mi sono permesso di riportare una strategia che oggi noi proponiamo con 1-2 interventi di flipper nelle prime fasi, quindi a prima e seconda neanide, con una bagnatura ottimale, quindi degli ottimi volumi d'acqua, il controllo delle acque e che segue con Sivanto alla comparsa delle neanidi di terza età, per chiudere con Decisevo, il nostro insetticida piretroide a base di deltametrina. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al collega successivo. Perfetto, 10 minuti spaccati. Bravo il dottor Dalle Vicario, lei sarà invitato tutti gli anni. Allora, passiamo ora, mi permetto, perché dato ci conosciamo un po' tutti, ci mancherebbe. Adesso abbiamo CDC Biogard, la dottoressa Ivi Crivellaro, parleremo qualcosa un po' più di particolare, restiamo nell'ambito degli insetti, in questo caso parliamo di Lobesia potrana, quindi di tignoletta, e vediamo un po' cosa ci propone la società Biogard. A lei, dottoressa. Grazie a tutti, grazie all'organizzazione e all'istituto che ci ospita. Io sono Ivi Crivellaro, sono la Regional Supervisor per Veneto e Friuli Venezia Giulia per Biogard. Oggi vi presento il Misterelle, che è il nostro nuovo erogatore aerosol per il controllo di Lobesia potrana. Misterelle è un diffusore a rilascio attivo in formulazione aerosol costituito da una bomboletta all'interno della quale è contenuto il feromone della Lobesia, appunto tignoletta della vite. Alla bomboletta è abbinato un apposito diffusore che è temporizzato, preprogrammato e dotato di un sensore di temperatura. È preprogrammato, quindi significa che al suo interno è presente già impostato il programma, quindi sul dispositivo, e si attiverà a partire dalle ore serali. È preprogrammato inoltre in funzione della fenologia della cultura e del comportamento dell'insetto bersaglio. È presente inoltre un sensore di temperatura che permette un rilascio ottimizzato del feromone, bloccandone il rilascio stesso al di sotto di una temperatura soglia sia per l'attività di volo e sia per l'attività di accoppiamento della specie bersaglio. Questa è la nostra etichetta. Misterelle è un dispenser appunto in formulazione aerosol per la confusione di Lobesia potrana, registrato su vite ad un dosaggio da 2 a 4 unità ettaro. Le 2 unità, quindi il minimo presente in etichetta, è raccomandato solo su superfici di un certo ettarato, quindi magari superiori ai 100 ettari, in aree omogenee e regolari. Come tutta la confusione sessuale deve essere applicata prima dell'inizio del volo della generazione svernante, si conserva per almeno 3 anni nell'imballo originale in un luogo fresco ed asciutto e la bomboletta contiene 180 grammi di contenuto totale. Quando vi dicevo prima che il nostro dispositivo è pre-programmato sulla biologia dell'insetto, intendevo, e ve lo faccio vedere su questa bozza di articolo che è stata pubblicata nel 2018, che ha potuto mettere in luce una cosa molto importante. È stato fatto uno studio sul volo dell'insetto, sulla Lobesia, in 2 annate, nel 2016 e nel 2017, che ha permesso di mettere in luce come l'insetto tendenzialmente vola in una fascia oraria che va dalle 21 alle 23. Quindi il nostro diffusore è proprio programmato sul volo effettivo che compie l'insetto. Questo è un esempio di come il Misterelle deve essere applicato su uva da vino. Noi lo consigliamo ad un'altezza circa della fascia del grappolo e che spruzza verso l'interfila. Il prodotto non è adatto, secondo noi, per applicazioni su superfici piccole e di forma particolare come quelle riportate in figura, quindi forma irregolare o forma allungata. Non può essere applicato in autonomia, quindi viene creato un progetto ad hoc da parte dell'ufficio tecnico che permette appunto il posizionamento ideale del mister in campo. Per situazioni di questo tipo, dove appunto il vigneto ha una forma piuttosto particolare, noi consigliamo magari l'utilizzo dei nostri manuali, come ad esempio l'Isometelle TT
per dire un nome, oppure il biodegradabile similare, che meglio si adattano alle condizioni particolari di campo. Ricordando inoltre che i manuali possono essere utilizzati tranquillamente anche ad integrazione dell'aerosol, magari per il rinforzo dei bordi. Questo è un esempio del nostro servizio di mappatura che avviene attraverso il nostro software, il BioGuard GIS. Potete vedere come le particelle vengono illuminate e quindi è possibile appunto identificare sul vigneto la posizione corretta del mister. Prima l'ufficio tecnico riceve i dati che possono essere appunto le mappe ottenute da Google Earth piuttosto che da un altro formato. Prima noi possiamo creare questo progetto che viene consegnato, diciamo, direttamente o all'utilizzatore finale per posizionare in tempi corretti il mister in campo. Vi faccio vedere alcune prove di efficacia del mister. Qui siamo nel 2018 in Toscana, siamo andati a osservare la percentuale di grappoli infestati tenendo conto di alcune tesi. La tesi non trattata, quindi non coperta da confusione, una tesi con il Mister L diffusore aerosol a 3 dispositivi ettaro e a 4 dispositivi ettaro, con il manuale di riferimento che è l'LTT a 250 diffusori ettaro. Abbiamo fatto i campionamenti in data 23 maggio, 10 luglio e 4 settembre. Come potete vedere il grado di infestazione sul testimone ha raggiunto valori anche di oltre il 25%, quindi di presenza di tignola, mentre nelle tesi coperte da confusione sessuale la percentuale non è mai, diciamo, è andata di poco oltre il 5%. E comunque non vi è differenza statistica tra le 3 tesi coperte da confusione. Qui siamo sempre nel 2018 in un'altra azienda, sempre la percentuale di grappoli infestati, tenendo conto di un testimone non trattato, appunto non coperto da confusione, con una tesi con Mister L a 3 dispositivi ettaro, una tesi con il nostro biodegradabile LTT Bio, chiamato oggi BioTwin L a 250 diffusori ettaro, e con un altro aerosol presente sul mercato a 2,5 diffusori ettaro. Anche in questo caso abbiamo fatto campionamenti in 3 date diverse, 29 aprile, 17 luglio e 14 agosto. L'infestazione qui era più bassa rispetto all'esempio precedente, siamo arrivati circa ad un 10% sul testimone, mentre sulle tesi coperte da confusione non siamo praticamente mai andati oltre un 5% di grappoli infestati. Qui siamo in Sicilia, sempre nello stesso anno, abbiamo appunto verificato sempre i grappoli infestati, la percentuale. Questa volta abbiamo messo a confronto il Mister L a 3 dispositivi ettaro con il manuale di riferimento l'LTT a 250 e con il biodegradabile BioTwin L, quindi solo Lobesia, a 250 diffusori ettaro. Qui nel testimone siamo arrivati ad avere un grado di infestazione decisamente elevato, quasi del 30%, mentre l'infestazione nelle tesi trattate o coperte da confusione non è mai andato oltre il 4-3-4% e non vi è mai differenza statistica tra le tesi coperte da confusione. Vado verso la fine del mio intervento. Questa è una tabella riepilogativa della confusione sessuale che noi abbiamo a catalogo, non è completa, però questo sta a significare che a seconda dell'insetto target presente nel vigneto, quindi solo Lobesia Deupicilia, quindi tignoletta e tignola in percentuali diverse, oppure la presenza anche di Eulia, noi siamo in grado di fornire all'utilizzatore, quindi all'azienda agricola, delle varietà di diffusori tra quelli che sono i nostri primi presenti sul mercato, le Isonet, gli standard, passando dai biodegradabili e fino appunto ad arrivare alla formulazione aerosol, che è l'ultima arrivata a catalogo. Grazie, io ho concluso. Grazie Ivi.
Anche te sei rimasta più che mai puntuale e dentro i tempi stabiliti. Adesso abbiamo la società Certis Banking con il dottor Roberto Barotti. Ogni tanto ci rivediamo e parliamo. Spero adesso in maniera definitiva. Parliamo dei fungicidi, sì, parliamo con fungicidi. A te la parola, Roberto. Sì, ringrazio anch'io, mi unisco ai ringraziamenti per l'organizzazione di questo ormai appuntamento che ci permette insomma di presentare un po' le novità e le nostre attività. Due parole per dire ufficialmente insomma dell'avvenuta fusione tra le due società che vedete qui. Certis e Berishim si sono fuse in un'unica società e dal 1° aprile ci presenteremo in questa forma con un unico catalogo che racchiude un po' i prodotti delle due società. Qui è la forma societaria, siamo una società di proprietà giapponese, le azioni detenute insomma sono qui espresse, il capofila è Mitsui e noi siamo il distributore dei prodotti che abbiamo attualmente, di quelli che le società di ricerca che vedete rappresentate qui ci forniranno in futuro e che andranno a costituire un portafoglio prodotti interessante e completo, quindi prodotti nostri di proprietà attuali in arrivo, prodotti che derivano dalla ricerca giapponese e prodotti anche che arrivano da fornitori esterni, qui li vedete elencati, che vanno a costituire tutti insieme un portafoglio prodotti ed una pipeline sicuramente interessante che si rafforza e si consolida e ci permetterà insomma di avvicinarci ancora di più e progredire nel mercato in una maniera più concreta. Andiamo al tema di oggi, una interessantissima, secondo noi, combinazione di prodotti che è costituita da Cocide, che è un marchio noto e conosciuto, e Karma, che va a valutare la sinergia dei due prodotti espressi in una controllo della peronospora, anche ottimizzando i dosaggi dei prodotti combinati. Chiaramente per avere questi benefici si parte da formulati di qualità brevettati, testati a lungo e di comprovata efficacia anche abbassando i dosaggi. Il Cocide, nella forma 2008, che è un po' l'evoluzione del rame idrossido al 30%, sicuramente esprime al meglio e si presta al meglio per questa connubio di prodotti. Chiaramente la formulazione qui gioca un ruolo molto importante, perché sappiamo bene che il rame formulato di ottima fattura, che sia effettivamente disponibile attivo quando si verificano le condizioni predisponenti per la malattia, gioca un ruolo fondamentale. Cocide ha una formulazione brevettata, particelle molto piccole omogeneizzate che si rendono quindi immediatamente disponibili, prontezza d'azione, maggiore persistenza, migliore distribuzione e quindi ottima predisposizione anche a in un certo senso ridurre i dosaggi dell'apporto di rame ad ettaro. Vedete, soprattutto con i Cocide Otti noi andiamo a distribuire 450 grammi di rame metallo ad ettaro. Tutto questo rispetto all'efficacia, non mi dilungo troppo, perché Cocide è un marchio chiaramente conosciuto che negli anni ha mostrato ai dosaggi a cui si propone di mantenere dei livelli di efficacia sempre molto molto elevati. Efficacia ma anche selettività, le particelle piccole, micronizzate, omogenizzate offrono anche questo aspetto molto importante. Scusate, la slide è un po' brutta, ma ho voluto coprire tutti gli standard di riferimento che erano messi a confronto in questa prova fatta alcuni anni fa su Cabernet Sauvignon. Vedete che il livello di selettività di Cocide Otti è probabilmente il più basso, quindi a confermare anche la bontà dei formulati. Karma è
anche lui un fungicida innovativo, già omologato su idio e su botryte, un formulato anche lui sicuramente di alta qualità, high-tech, che deve ai suoi coformulanti, diciamo, tutte le caratteristiche che migliorano diciamo, la sua distribuzione, che migliorano l'adesività, perché il bicarbonato, vedete sulla destra, non formulato ha degli svantaggi. In questo caso noi con la formulazione high-tech andiamo a migliorare tutti quegli aspetti che non sarebbero conformi a una buona distribuzione. Abbiamo fatto delle prove di bagnatura e di distribuzione, chiaramente mettendo a confronto i due prodotti da soli e i prodotti in miscela. Vedete che il bianco, l'acqua, ha delle gocce molto disomogenee, grandi, che chiaramente si dilavano facilmente. Il cocciile invece migliora questo aspetto e adesso non so se si vede bene nell'immagine, però vediamo che i due prodotti uniti insieme hanno delle caratteristiche sicuramente ben diverse, una migliore reagabilità, attività surfattante e quindi anche una migliore e più adatta tenuta. Adesso sorvolo su diciamo, il meccanismo d'azione del karma, che è già noto. Principalmente innalza il pH sulle superfici trattate, quindi crea delle condizioni sfavorevoli per la germinazione, per il tecnico delle spore, però ci sono anche degli altri aspetti. Va a agire sugli enzimi, va a agire quindi anche a livello delle membrane cellulari, quindi un meccanismo complesso che sicuramente si presta bene alle varie combinazioni. Cocide e cocideotti quindi sono andati a essere valutati insieme a karma per valutare le sinergie. Avevamo già delle avvisaglie quando abbiamo fatto le prime sperimentazioni nel tentativo di ridurre il rame portato ad etero dopo le limitazioni che sono state imposte, e quindi abbiamo messo a confronto la dose piena del cocide con dosi minori ed un attivatore. Qui vedete 10 applicazioni a 8-9 giorni, una prova fatta in Piemonte su moscato bianco, e già si evidenziava che a metà dosaggio più un attivatore il cocide era in grado di fornire, qui vedete l'efficacia su foglia e su grappolo, delle performance assolutamente confrontabili con la dose piena. Qui la nostra attività quindi è andata avanti, provando anche, tenendo conto della buona combinazione, sinergia che si prevedeva, delle prove svolte con i due prodotti in miscela. Quindi abbiamo messo a confronto la combinazione cocide-otti e karma a dose piena per il cocide e a metà dose. Qui in questo caso abbiamo svolto 10 applicazioni in intervalli fissi di 7-8 giorni, che comunque sono abbastanza ambiziosi. Anche qui 10 trattamenti fissati, iniziando la prima decade di maggio, andando poi fino a coprire tutto luglio. Qui le condizioni di piovosità e di temperatura, vedete, durante tutto il ciclo la piovosità è stata anche insistente. Roberto, un minuto, seguo. Era accelerata, avevo visto che avevi preparato un trattato, però. Perché sì. Allora, qui comunque i test confermano, adesso si vedranno negli atti, e confermano che l'attività del prodotto è molto interessante. Qui avevo riportato alcune altre esperienze, ma vado alle conclusioni, che vogliono arrivare a dire che sia cocide che cocideotti hanno mostrato un'ottima efficacia e una riduzione di principio attivo per etero, che la combinazione dei due ha mostrato una estrema sinergia che ha permesso quindi di ridurre i quantitativi di rame distribuito, quindi una gestione possibile anche con un numero di trattamenti superiore per tutta la stagione e per una gestione comunque possibile e sicuramente di buon livello. Qui
una slide per dire che diciamo... Roberto, chiudiamo. Okay. I Roberti oggi non funzionano. Sarà grazie comunque. Grazie dottor Carotti, mi scuso naturalmente per questo. Passiamo adesso alla società Diachem con Andrea Pedrazzini. Qua abbiamo a che fare con chitosano di origine fungina, vediamo un po' dove siete andati a parare questa volta. Grazie Fiorello. Sì, sono Andrea Pedrazzini, Field Marketing e Technical Manager di Diachem. Oggi parliamo di una novità, in quanto parliamo di Keto Green Direct, quindi nuovo chitosano di origine fungina. Nuovo perché? Perché al momento sono 24 le sostanze di base approvate ovviamente a livello europeo, secondo quanto consentito dal regolamento CE della 1107 del 2009, e il chitosano non cloridrato di origine fungina rappresenta proprio l'ultima e la 24esima sostanza di base approvata in questo elenco. Quindi tendenzialmente quando parliamo di sostanze di base parliamo di prodotti alimentari utilizzati anche per scopi fitosanitari. Ricordo che sono prodotti di libera vendita e, aspetto importante, sono sostanze approvate a livello europeo per un periodo illimitato di tempo, oltre che essere appunto a basso impatto, in quanto tendenzialmente sono prodotti utilizzati nell'industria alimentare. Quindi Keto Green Direct a base di chitosano da origine fungina, ottenuto dalla chitina di un ceppo di Aspergillus niger esente da micotossine e non cloroidrato, quindi si differenzia rispetto al precedente chitosano già approvato, abbiamo visto nell'elenco in precedenza. Che cos'è il chitosano? È una molecola lineare molto lunga, composta da diverse molecole di glucosamina e quindi un biopolimero ottenuto dalla deacetilazione della chitina. Aspetto molto importante a livello qualitativo è l'elevato grado di deacetilazione, in quanto appunto non abbiamo acido cloridrico, elevato grado di deacetilazione per quanto riguarda il Keto Green e anche la sua formulazione liquida. Questi aspetti li sottolineo perché sono aspetti molto importanti a livello di formulazione e determinano una maggior solubilità in acqua del formulato, una maggior miscibilità anche con altri mezzi tecnici utilizzati in campo e ovviamente una facilità di utilizzo rispetto ad altre formulazioni non liquide, in quanto non crea appunto problemi di intasamento agli ugelli, alle attrezzature, quindi più facile da utilizzare in campo e otteniamo così una distribuzione più uniforme sulla vegetazione da trattare. Ovviamente come chitosano abbiamo un ampio spettro di azione, possibilità di impiego su tantissime culture che vengono definite in un review report a livello europeo che definisce le caratteristiche delle sostanze di base, le caratteristiche qualitative da rispettare, ovviamente i campi di impiego, dosi, intervalli di sicurezza, eccetera. Abbiamo sicuramente una flessibilità di impiego su vite da vino e chitosano che agisce per diverse modalità, nel senso che abbiamo sicuramente un meccanismo di azione diretto in quanto le cariche positive e negative vanno a interagire sulla membrana cellulare dei funghi e batteri patogeni. L'aspetto sicuramente rilevante riguarda l'azione elicitoria del chitosano, in quanto composti fenolici fitoalessine sintetizzate appunto stimolano i meccanismi di difesa della pianta e abbiamo anche un effetto di barriera fisica semipermeabile che va a regolare l'evapotraspirazione, quindi utile in ottica anche di prevenzione da stress abiotici. Numero applicazioni da 4 fino a 8 massimo per stagione, dose di impiego da 1 a 4 litri per ettaro. Passiamo subito alle prove di efficacia effettuate nel corso del 2022 con diversi centri di saggio, in particolare con AgriSearch Innovation, qui siamo su Cultivar Merlot. In questa prova l'obiettivo era quello di saggiare l'efficacia del nostro Keto Green Direct, quindi formulazione liquida appunto con chitosano di origine fungina, rispetto ad altri chitosani o cloridrati da origine animale, appunto, o sempre di origine fungina ma in polvere bagnabili. A fronte di un attacco registrato in particolare su testimone non trattato, circa il 38%, vediamo come il Keto Green si sia comportato bene e anche leggermente meglio rispetto alla polvere, questo proprio per la facilità di utilizzo del formulato che accennavo prima. Altra prova, qui siamo su una cultivar decisamente più tardiva, che ci ha permesso di fare questa prova.
e l'impostazione è simile alla precedente, quindi il Keto Green Direct in confronto ad altri chitosani. Abbiamo qui un confronto anche con la strategia aziendale, appunto, che operava in regime di agricoltura biologica. In questo areale, in questa prova, abbiamo raggiunto un 64% di attacco a livello di incidenza per quanto riguarda il testimone non trattato, e il Keto Green ha raggiunto un'efficacia del 70% e dell'84% per quanto riguarda rispettivamente incidenza e severità, quindi efficacia maggiore anche rispetto ad altri chitosani utilizzati in prova e buon comportamento anche nei confronti della strategia adottata a livello aziendale. Quindi, passando direttamente a quelle che sono le conclusioni, ricordiamo che parliamo di un nuovo chitosano appunto non da origine animale ma da origine fungina, non cloridrato, che possiamo assolutamente utilizzare in opportune strategie, in alternanza o anche in miscela grazie alla sua formulazione particolare con altri mezzi tecnici consentiti in agricoltura biologica. E appunto sottolineiamo ancora una volta gli elevati standard qualitativi, quindi la formulazione liquida, il basso peso molecolare, che ci permettono maggiore miscibilità, solubilità e facilità di utilizzo con le normali attrezzature. Tra gli altri aspetti ricordo appunto non abbiamo intervalli di sicurezza e da quest'anno a livello di catalogo Chimiberg abbiamo deciso di inserire oltre al chitosano anche un estratto di ortica. Qui riportiamo, anche se non ci soffermiamo, le strategie per la difesa della vite, giusto per ricordare che abbiamo una linea molto completa, e per quanto riguarda la lotta alle cicaline ricordo il nostro meteo, quindi sospensione concentrata a base di deltamitrina, che tra l'altro a livello di etichetta è registrato anche su Nuotue. Io ringrazio in primis i colleghi Field Marketing che sono presenti in zona e tutti voi per l'attenzione. Grazie Andrea della Diaken per l'esposizione, i tempi e tutto quanto. Adesso passiamo alla società Gowan con il dottor Nicola Daipré. Vediamo un riposizionamento da parte di un prodotto che già conosciamo, e quindi vediamo un po' quali saranno le strategie per il prossimo futuro. A te Nicola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Fiorello, grazie Condifesa, grazie all'istituto che ci ospita. Oggi vado a presentare quello che è Fantic F, una ripresentazione, diciamo, quindi un prodotto che non è certo una novità sul mercato, è un antipronosporico, una miscela di Benalaxilem più folte, perché ad oggi siamo qui a parlare di Benalaxilem, come dicevo la molecola anafenilamide presente sul mercato ormai da diversi anni, e il motivo è perché la coperta, la sappiamo, in termini di principi attivi per la difesa dal pronosporo è sempre più corta, quindi molecole nuove non se ne vedono, è più facile vedere molecole che tendono a uscire dal mercato, quindi diventa fondamentale saper utilizzare quelle che sono tutte le molecole che abbiamo a disposizione nel disciplinare di difesa integrata. Per saperle utilizzare al meglio è fondamentale conoscere le loro caratteristiche tecniche. Noi come Gowan in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro di riclassificazione e di riposizionamento tecnico della molecola, e quindi ad oggi una parte della presentazione sarà proprio in funzione di spiegare quello che è la molecola Benalaxilem. Andando a vedere quello che è il prodotto come dosaggio sono i 2 kg ettaro per i 3 trattamenti massimo all'anno. Ci tendo a sottolineare quella che nella composizione, la componente Folpet, si va a dare un quantitativo di grammi di principio attivo Folpet ettaro molto vicino a quello che è un dosaggio pieno, e nel momento in cui si va a utilizzare un formulato Folpet 80% presente sul mercato, comunque un quantitativo molto più alto rispetto ad altri formulati simili presenti sul mercato con altri fenilammidi. Veniamo a vedere la miscela, di cosa parliamo. La molecola, parliamo di Benalaxil M, perché M, quando parliamo di fenilammidi e di Benalaxil, sono molecole chirali. Chirali vuol dire che esistono, sono presenti come forme isomeriche, quindi abbiamo la stessa molecola con formula chimica uguale ma disposizione spaziale diversa. Questa disposizione spaziale ci determina anche caratteristiche diverse, caratteristiche fondamentali per noi, perché nel momento in cui parliamo dell'isomero S, ad esempio, non è attivo come fungicida, invece l'R è attivo come fungicida. I primi anni, quando è stato lanciato il prodotto
il principio attivo Benalaxy, si parlava di Benalaxy. Ad oggi, quando si parla di Fantic F, si parla di Benalaxy M, quindi 100% miscela con l'isomero attivo come fungicida. E già detto, stiamo parlando di fenilamidi, quindi sono molecole che lavorano a livello del blocco della sintesi degli acidi nucleici, a livello del fungo, molecole che, come già detto, non nuove, presenti sul mercato ormai da una trentina di anni, comunque tuttora continuano a garantire un certo standard di efficacia, magari non più con i tempi e i timing di applicazione che potevano esserci nei primi periodi dove si andava a consigliare i 14-16 giorni, ma comunque sono molecole tuttora affidabili. Un altro valore aggiunto che ha la molecola Benalaxy M è quello della bontà a livello ecotossicologico. Abbiamo visto quanto è importante approcciarsi al mercato con dei prodotti che possono essere utilizzati, possono essere futuribili. La molecola ha un ottimo comportamento a livello di acqua e suolo e per le caratteristiche che ha, che poi vedremo, si lega fortemente a quelle che sono le particelle del suolo dopo l'applicazione, andando a impedire la lisciviazione a livello delle falde. E questo è il motivo per cui a livello di disciplinare Regione Veneto sono ammessi 3 trattamenti come Benalaxy M nel gruppo delle fenilamidi contro massimo 2 trattamenti delle altre fenilamidi. Ottimo profilo anche su api e insetti utili, quindi non è tossico e a livello umano prodotto non cancerogeno e non teratogeno. Arriviamo a vedere quella che è la carta d'identità che più ci interessa per capire come si comporta il prodotto in pianta. Andiamo a vedere quella che è la sua mobilità, quindi inteso come la solubilità in acqua, e quella che è la sua affinità leggera. Caratteristiche fondamentali, ripeto, per capire come si comporta. Noi la vediamo nel lato destro con un'altissima affinità leggera, quindi coefficiente di ripartizione etanolo-acqua, molto simile a quella che è una zoxamide. E non la andiamo a vedere invece a livello di solubilità, la vediamo molto più vicina, simile a un dimetomorf, distante da quello che può essere un fusetile alluminio o Metalaxy M. Questo è il punto di partenza in cui dobbiamo dire che non stiamo parlando delle solite fenilamidi. Purtroppo all'inizio la molecola è stata lanciata come una molecola sistemica. La molecola, non stiamo parlando di una molecola sistemica. Se andiamo a vedere i numeri, un log P così alto ci determina di avere un'elevata resistenza al dilavamento. Non è una molecola di copertura, pur avendo il log P così alto, bensì quel 33 di solubilità in acqua ci determina di avere una molecola con un comportamento locosistemico. Questa è la slide credo più importante, insieme alla successiva, nella presentazione, per capire proprio come si comporta la molecola e perché la nostra voglia di riposizionarla sul mercato. A sinistra vediamo il classico comportamento di un prodotto citotropico e quindi in grado di sì entrare nell'organo trattato, arrivare nella parte opposta dell'organo trattato, ma non è in grado di andare a ridistribuirsi. Il Benalaxy M ha un'ottima capacità in primis di legarsi alle cere sulla parte esterna, inoltre il prodotto è in grado di penetrare con la sua capacità locosistemica, sì, mi raggiunge la parte opposta di quello che può essere la foglia trattata, inoltre è in grado di andare a ridistribuirsi nella zona non trattata ed nello stesso tempo è in grado di andare a seguire, come vediamo nell'immagine a destra, quella che è la crescita vegetale della foglia. Quindi vado a trattare oggi con una foglia che ha un certo diametro e nell'arco dei 2-3 giorni che il diametro raddoppia, il prodotto è in grado di andare a seguire quello che è proprio la crescita. Quindi il prodotto, uno, non è dilavabile per l'alto livello di la capacità di legarsi le cere, inoltre perché il prodotto penetra. E quello che abbiamo visto nell'immagine l'abbiamo dimostrato anche con degli studi. Qui siamo andati a vedere effettivamente quello che è il comportamento del Benalaxy M in pianta. Partiamo a sinistra, i 2 puntini neri dove è stato posizionato il prodotto in purezza insieme a un marcatore molecolare C14, carbonio C14. Vediamo nell'arco delle 24 ore il prodotto dove è andato, quindi è riuscito ad andare a coprire le prime 2 foglie. Nelle 48 ore è andato a coprire le 2 foglie più una terza, quindi siamo andati a vedere quello che è effettivamente il comportamento di una molecola locosistemica. È importante sottolineare qua che nell'apice, quindi nelle ultime foglie nuove, il prodotto non è arrivato, ma è riuscito comunque a concentrarsi a livello delle prime foglie.
importante. Dal 2016 il prodotto all'import tolerance, quindi può essere utilizzato e prodotto commercializzato anche per l'America. Da quello che abbiamo visto, quindi le caratteristiche tecniche, arriviamo a quello che è un posizionamento nella linea di difesa. Il posizionamento che vogliamo dare al prodotto sono i due trattamenti principalmente in prefioritura, e perché in questo periodo qua, dalle caratteristiche che abbiamo visto del prodotto, si posiziona molto bene in una fase in cui noi abbiamo bisogno di un prodotto che vada oltre a quella che è una semplice copertura. Abbiamo visto il prodotto che è in grado di legarsi alle cere, è un prodotto che è in grado di penetrare all'interno della vegetazione, è un prodotto che è in grado di andarmi a seguire la crescita fogliare, non inteso come apice, quindi mi va a seguire le foglie nuove, sono 1-2 foglie nuove, ma è in grado proprio di andarmi a seguire la crescita e l'espansione di quello che può essere il grappolo o la foglia trattata. Inoltre è in grado di andare a raggiungermi anche delle zone che non sono riuscito a trattare, quindi anche se non ho una copertura eccezionale del prodotto, il prodotto comunque è in grado di andare a ridistribuirsi all'interno della pianta. Il dosaggio sono 2 kg ettaro e, come abbiamo visto prima, per le caratteristiche il timing di intervento che consigliamo sono 7-10 giorni. Nelle situazioni più difficili si può andare a consigliare quello che è l'aggiunta di un CUNEB, quindi fosfonato di potassio, per avere un 3 vie, quindi un fosfonato che mi lavora sulla foglia nuova, un prodotto di copertura come Folpet e quello che è la capacità locosistemica che c'è il Penalaxy. E il terzo trattamento noi andiamo a posizionare nella fase di prechiusura per andare anche a sfruttare quello che è l'azione collaterale che può avere il Folpet. Ma andando a vedere all'interno di una linea che può essere la linea di difesa antipronosporica Gowan, e andiamo a vedere all'inizio quello che noi andiamo a consigliare, trattamenti con prodotti di copertura che può essere la famiglia Rone Extra o il Gencozio, quindi mi sono prodotti con grande capacità di andarsi a legare alle cere, quindi ottimi prodotti di copertura. Poi nella fase di prefioritura abbiamo visto la doppietta di trattamento con FATF abbinato nelle situazioni più difficili con CUNEB, Lectis Trio, quindi un 3 vie, Fantic F, e poi andiamo a chiudere con le butte e la linea e concludendo, abbiamo visto quella che è la composizione e come lavora il prodotto nella pianta. È una molecola molto simile a quello che può essere un dimetamorf, quindi il suo posizionamento, ripeto, deve essere al terzo, quarto, quinto trattamento quando vogliamo qualcosa di più persistente, più performante di una semplice copertura. E la soluzione ideale in strategia per gestire problematiche di resistenze, azione collaterale subbotrite e l'import tolerance che abbiamo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Nicola Del Prete da Gowan. Passiamo subito alla società Manica con il dottor Massimiliano Bazzarelli, e torniamo qui a parlare anche in questo caso di fungicidi, ovviamente, umani, soprattutto rame, eccetera. Buongiorno a tutti, mi chiamo Bazzarelli Massimiliano, sono il responsabile tecnico dell'area nord di Manica SPA. Ringrazio tutti per la possibilità di parlare in questo forum fitoiatrico e porto anche i ringraziamenti della società Manica che opera sul territorio, quest'anno compie 75 anni dal 1948. Vi parlo di BordoFlow, l'evoluzione dei flowable. BordoFlow è una formulazione innovativa che si posiziona con una sospensione concentrata, 10% di rame a 124 grammi litro. Le caratteristiche principali sono le finezze delle particelle, stabilità nel tempo, ottima attività, adesività e anche basso dosaggio per ettaro. La migliore copertura fogliare è dovuta dalla, praticamente dal volume delle particelle, che sono molto piccole e quindi riescono a coprire tutta quella che è la superficie fogliare. Poi successivamente vi dimostrerò che il prodotto è molto adesivante e ha un'ottima attività di copertura e resistenza al dilavamento. Questa è una bellissima slide dove abbiamo fatto prove a livello universitario, dove vediamo praticamente che ioni liberati in acqua distillata con un pH 7, una dose uguale per tutti, diversi formulati Manica, quindi con tutti i principi attivi, tra tutti quelli che Manica produce. Noterete che il prodotto più performante è la BordoFlow New di Manica, proprio perché ha un pH tendenzialmente acido, va intorno ai 6,3-6,5 rispetto a tutti gli altri formulati principi attivi.
L'altra slide che faccio vedere è il discorso legato all'adesività, in quanto il prodotto è particolarmente coprente sulla foglia e praticamente anche in questo caso dimostra che la Bordeaux Flow ha un'ottima adesività e quindi non viene perso il prodotto sul terreno. Scusate, l'altra slide che vi faccio notare è, diciamo così, la percentuale di rame che rimane sulla foglia. In questo caso la prova è stata fatta in Spagna dall'Università di Córdoba. Il prodotto Maniflow sarebbe la nostra Bordeaux Flow, in Spagna viene chiamato questo il prodotto come un nome commerciale. Anche in questo caso in base, diciamo, alla piovosità, quindi 0 mm, 15, 60 e 120, rispetto a tutti gli altri formulati il prodotto si comporta nel miglior dei modi, quindi è il più performante anche a livello di percentuale di rame che rimane sulla foglia. Questo perché? Perché all'interno del prodotto c'è una sostanza di origine naturale che si chiama Goma Xantana, non è altro che un polisaccaride usato come additivo alimentare, lo troverete anche per la preparazione dei dolci, generalmente in cucina, e questo ci permette praticamente di mantenere in sospensione le particelle di sale di rame, e garantendo anche una migliore conservabilità e gestione del prodotto. Questo mi riallaccio a questo perché con la nuova normativa che ha avuto applicazione il 17 dicembre 2022 è proprio l'utilizzo di questi coformulanti naturali che ha permesso alla società di non modificare assolutamente quelle che sono le etichette dei propri rameici. Infatti la classica poltiglia bordolese, praticamente, che noterete, aveva queste frasi di rischio H332, 318, 400 e 410 identificati dai vari pittogrammi. Manica, proprio per le caratteristiche dei propri coformulanti, era già sul mercato senza questi pittogrammi, quindi rimaneva solamente quella che era 410, cioè il prodotto molto tossico per tutti gli organismi acquatici. Infatti noi non abbiamo assolutamente cambiato nessun tipo di etichetta, a differenza di altri competitor che invece hanno dovuto modificare e rietichettare i prodotti. Questo probabilmente perché quando c'è stata la rietichettatura, nel 2018 Manica ha lavorato forse anche troppo bene come di solito fa. Qui vi faccio vedere alcune slide di confronto, vi faccio vedere la Bordeaux Flow New contro uno standard liquido, una poltiglia bordolese liquida al 13%, vi faccio notare quello che vi dicevo prima. Sulla Bordeaux Flow New mancano due frasi di rischio importanti e rimane solo un pittogramma, che è quella del pesce morto, quindi manca la 318 e la 332 contro lo standard che invece, diciamo, permane nello standard il 318 e la 332, e questo anche in termini, diciamo, di disciplinari e di considerazione quelli che sono i formulati con delle etichette con delle frasi di rischio positive, e quindi mancando delle frasi di rischio è molto molto interessante. Oltretutto l'altra cosa che vi faccio notare è la presenza, che vi dicevo prima, di questo coformulante, la Goma Xantana, gli permette nella vite dopo la fioritura di avere 0 metri di buffer zone, quindi di zona di rispetto, che questo soprattutto in certi tipi di areali diventa indispensabile. Un'altra diciamo, differenziazione ve la faccio vedere tra la nostra poltiglia 20 VG Green e altre poltiglie presenti sul mercato. Anche in questo caso, se voi noterete, le indicazioni di pericolo rispetto, diciamo così, alla concorrenza presente sul mercato, Manica manca dell'H318, manca dell'H32, rimane l'unico pittogramma che è la 410. La stessa cosa vi voglio far notare su un prodotto presente in catalogo Manica, l'Imosid, insetticida, fungicida, acaricida biologico a base di olio di arancio dolce, lo conoscete già. Il formulato è una microemulsione, 60 grammi di olio d'arancio. L'olio di arancio utilizzato nell'Imocide è food grade, cioè per uso alimentare, viene ricavato dalla buccia, cioè dal flavedo della buccia delle arance. In questo caso la nuova revisione, cioè la TP17, ha portato addirittura ad una riduzione di quelle che erano le frasi di rischio già presenti nel formulato. Antecedente alla riduzione, quindi a metà di dicembre, il formulato aveva 4 frasi di rischio, 317, 319, 332 e 411. Oggi il formulato perde 2 frasi di rischio. Lo dico perché altri formulati presenti in commercio, sempre a base di olio d'arancio, hanno le 4 frasi di rischio e non ne hanno solo 2 come il Limosid.
Questo è importante soprattutto in un'ottica sempre di disciplinari restrittivi, dove la frase di rischio è diventato alla base della scelta di quello che è il formulato commerciale. Per ultimo vi dico questo, sapete tutti che il rame era un candidato alla sostituzione, la RECE doveva essere revisionata l'etichetta entro il 2025. Oggi, nel 2023, è iniziato il processo ufficiale per la rimozione dei sali di rame dalla lista CFCS, che vuol dire candidato alla sostituzione. Ok, questo perché? Perché è una task force costituita dalla società Manica, società OPL e GOAN, dopo l'acquisizione chiaramente della società Exagro, praticamente ha lavorato per fare in modo che il rame uscisse da principio attivo candidato alla sostituzione, perché praticamente la nuova revisione del regolamento CLP del 19 dicembre fa sì che i metalli non devono essere più valutati secondo praticamente i criteri PBT, che sarebbero persistenza, bioaccumulo e tossicità, e quindi, diciamo così, gli stessi metalli devono essere ritirati come candidati alla sostituzione. Quindi anche perché, tra virgolette, il rame praticamente nel valore di persistenza non è una caratteristica per il rame negativa, ma è una caratteristica positiva, e nella parte che è quella che è il regolamento RIS, quindi diciamo della residualità a rischio e biocidi, non è mai stato considerato un principio attivo candidato alla sostituzione. Quindi praticamente diciamo che tutte quelle che sono le molecole inorganiche, diciamo, non dovrebbero essere all'interno di quelli che sono i valori PBT. Quindi oggi non c'è niente di certo, però è cominciato il percorso. Siamo in attesa dell'approvazione del Parlamento e del Consiglio europeo. Il funzionario di GGRO ha confermato che la revisione del regolamento CLP escluderà le molecole inorganiche dalla valutazione secondo i criteri che vi ho detto prima, e quindi diciamo siamo molto molto positivi e attendiamo questo decreto, che è come se fosse un decreto legge, cioè finché non ha scritto la Comunità Europea noi non possiamo oggi dirvi il prodotto non è candidato alla sostituzione, viene tolto, scusate, dal candidato alla sostituzione, però vi posso garantire che quasi al 100% il prodotto verrà tolto come candidato alla sostituzione. Che significa, e concludo dicendo che non è che domani possiamo avere un'etichetta come avevamo prima quella che è stata, diciamo, la revisione, però se rimane in etichetta la possibilità di utilizzare i famosi 4 kg per anno, quindi 28 kg per 7 anni, secondo me è un grande successo, anche perché il rame è la base di tutta la difesa, soprattutto diciamo biologica, in un'ottica di riduzione di tutti quelli che sono i principi attivi, seguendo un po' quello che il piano agricolo nazionale fa, eccetera eccetera. Grazie a tutti dell'attenzione, grazie mille. Grazie al dottor Macciarelli, soprattutto staremo un po' attenti a vedere un po' quale sarà l'evoluzione appunto nel riferimento del rame. Adesso passiamo alla società Nufarm, il dottor Roberto Balestrazzi, anche qui ci torniamo con indicazioni e un'esposizione che riguarda in particolar modo gli insetticidi. A lei, dottore. Grazie, ringrazio anch'io con Difesa per averci invitato, dato l'opportunità anche quest'anno di presentare alcune nuove esperienze per quanto riguarda alcuni nostri prodotti. In particolare parlerò di alcune esperienze con gli insetticidi Kestrel e Caimo e poi alcuni aggiornamenti, alcuni riferimenti per quanto riguarda Fulatinam, in particolare Nando Maxi, che è il nostro formulato. Kestrel e Caimo, una coppia vincente contro gli insetti dannosi. Abbiamo visto in questi anni alcuni insetti stanno creando sempre più problemi e su questi abbiamo fatto alcune prove di cui voglio darvi alcuni aggiornamenti. In particolare Nufarm si occupa di sviluppare formulazioni originali, formulazioni diciamo migliorate, e per quanto riguarda l'acido valproic la nostra proposta è Kestrel. È una formulazione concentrata a 200 grammi litro che si caratterizza per avere al suo interno dei coformulanti, in particolare dei solventi, che vanno a migliorare l'adesività del prodotto sia agli insetti che alle cere della visitazione, e quindi ne favoriscono la penetrazione e l'attività insetticida diretta per contatto, ma anche la penetrazione all'interno della foglia e quindi l'attività sistemica, che chiaramente è legata a quanto principio attivo riusciamo a far entrare all'interno della foglia. Un altro aspetto importante è una formulazione concentrata e quindi meno contenitori, meno da movimentare, da smaltire.
il fatto di avere una formulazione originale dà anche, secondo noi, in alcune situazioni, diciamo, dei vantaggi in termini di efficacia. Ecco. Qui una prima esperienza, scusate, ecco, ho saltato una prova. Qui abbiamo fatto alcuna esperienza nel corso degli ultimi anni, e questa è l'ultima del 2022, per quanto riguarda il controllo di cocciniglia, Pronococcus ficus. Eravamo in una situazione con un'infestazione, diciamo, media, ma abbiamo anche altre prove a supporto. Stiamo andando verso l'estensione di impiego del Kestrel anche su cocciniglia, quindi attualmente abbiamo solo cicaline e lobesia, ma in futuro avremo anche cocciniglia. E qui in questa esperienza fatta con Agrea vediamo come un trattamento di Kestrel alla migrazione della seconda generazione ha comunque dato un'efficacia, direi, in linea col miglior standard di riferimento che oggi è lo spirotetranate. Pensando al futuro, diciamo, possiamo pensare di avere comunque un'alternativa interessante, sarà in futuro Kestrel anche per questo target. Passiamo ora, scusate, sono troppo rapido, sul discorso dello cicalina, Scaphoidiotitanus, che, diciamo, tanti grattacapi ha dato lo scorso anno. Noi avevamo una prova con Agrea, anche in questo caso avevamo proposto inizialmente un solo trattamento di Kestrel. C'eravamo in una situazione con una fortissima infestazione, parliamo di, come potete vedere, 90 neanidi su 100 foglie. In alcune foglie c'erano anche, abbiamo rilevato al momento di rilievo, anche 4 o 5 individui. In questa foto ne potete scorgere 3, è un po' sfocata, ma ce n'erano 3 su una foglia. La situazione di forte pressione, un trattamento di Kestrel a 7 giorni già aveva controllato oltre il 90%, che, considerando che si trova nei polloni, difficoltà di bagnatura, è un ottimo livello di controllo. A livello della provincia di Verona era stato dato l'indicazione anche per un secondo trattamento, e siamo intervenuti con il Caimo, e dopo il trattamento con il Caimo siamo andati a rifare il controllo e effettivamente eravamo arrivati a un'efficacia totale, un 100% con un'infestazione di questo genere, e i testimoni nelle piante di fianco che invece continuavano ad avere una presenza molto elevata. Quindi un'elevata efficacia contro Scaphoidiotitanus. Il dubbio è stato quello di andare a misurare anche in condizioni, diciamo, critiche, quindi quelle di laboratorio. L'abbiamo fatto con la fondazione Edmond Mack di San Michele all'Adige, dove abbiamo visto in questo caso sulle neanidi abbiamo testato il solo Kestrel e abbiamo visto che, andando a verificare l'efficacia del prodotto inserendo le neanidi 3 giorni dopo il trattamento, il controllo è stato subito del 100%, andando a inserire dopo 7 giorni al primo rilievo, al primo giorno vedete l'efficacia è già oltre il 70%, e poi man mano andiamo avanti, superiamo il 90 a 3 giorni e andiamo comunque al 100% di controllo. Quindi un ottimo controllo anche in situazioni, diciamo, controllate. La domanda altra che ci hanno fatto molti tecnici quando eravamo in campo in quel periodo era il discorso degli adulti. Sugli adulti sappiamo il controllo può essere più difficoltoso, e in questo caso qui vedete diciamo, la prova può sembrare molto, molto ampia, ma alla fine è per darvi la conferma. La banda rossa è il Kestrel, la banda verde è il Caimo Sorbi. Se noi andiamo a vedere, già inserendo gli insetti dopo un'ora, vedete che il Caimo porta a un controllo immediato oltre il 90%, quindi un effetto abbattente elevatissimo. L'acitamiprid ha un effetto abbattente un po' più limitato, diciamo al 60-50%, però dopo 3 giorni, quando le neanidi vanno anche a suggere la linfa dove il prodotto intanto sta entrando, vedete che rapidamente andiamo verso il 100%. Se poi noi andiamo avanti e vediamo, inserendo gli insetti dopo 3 giorni, vedete che il controllo è già molto elevato al primo giorno sia per il Kestrel che per il Caimo. Andando a inserire gli insetti dopo 7 giorni si mantiene l'elevato controllo dell'acitamiprid del Kestrel che conoscevamo, ma ancora il Caimo continua ad avere un elevato effetto di controllo anche a 7 giorni. Quindi molto interessante secondo noi i risultati di efficacia di queste due formulazioni. Come sapete l'ambdaciolotrin è stata inserita a livello di disciplinari come da quest'anno per il discorso dello scafoideo. Voglio però ricordarvi quelle che sono magari le differenze tra le formulazioni. Vi farò vedere. Qui un'altra esperienza su Rasmonella vulnerata, in questo caso eravamo in pre-raccolta il 3 di settembre, avevamo una prestazione importante, oltre 1,2 individui su foglia, vuol dire 120 individui su 100 foglie.
A confronto di un piretro naturale che sappiamo ha un potere battente, anche trattando di sera, anche acidificando, comunque che arriva intorno al 70% e che poi a 7 giorni tende a calare intorno al 50%, il Caimo alla dose minima di 150 grammi etto, 15 grammi ettolitro, sono 7,5 grammi di sostanza attiva, quindi veramente poco principio attivo, vediamo come abbia avuto un controllo iniziale elevatissimo e si mantiene anche a 7 giorni ancora. Quindi un prodotto con delle performance molto importanti. Ma da cosa derivano queste performance? Derivano dal fatto che la formulazione Lufar è originale e diversa da tutte le altre nanosoltrine sul mercato. Questo è un po' per richiamare il prodotto, la motivazione. La formulazione è la cosiddetta Sorbit Technology e consta del fatto che noi prendiamo la lambda-solatrina, che è una sostanza attiva insolubile in acqua, quindi avrebbe difficoltà a disperdersi, e la andiamo ad unire con dei solventi organici e dei coformulanti, quindi otteniamo un formulato EC. E voi ricordate come sugli insetti gli EC siano sicuramente più abbattenti, abbiano un effetto migliore. Andiamo poi a unire un inerte solido e creiamo un granulo. Quando il prodotto si va a sciogliere in acqua, innanzitutto in pochissimo tempo si disperde completamente, quindi già in 20-30 secondi il prodotto completamente dissolto senza solidi, diciamo, residui. In più si libera nell'acqua l'EC e andiamo a distribuire un prodotto EC, quindi che si fissa alle cere e ha una certa persistenza, ma che va anche ad aggredire il corpo degli insetti ed ha una bassa pressione di vapore. Quindi da qui la differenza di efficacia, diciamo, di Caimo rispetto magari ad altre lambda-solatrine. Proseguo con una nota solo per quanto riguarda il Nando Maxi. Abbiamo visto che tra le molecole a multisito disponibili c'è il fluazinam nel disciplinare assieme, diciamo, ad altre, a Folpet e Dithionon, abbiamo visto e volevo ricordare l'importanza del fluazinam perché innanzitutto ha una dose ettolitro, quindi anche per le macchine a recupero può essere un prodotto, diciamo, utilizzabile senza problemi. Ha un ampio dosaggio perché partiamo dai 100 ml ettolitro per la peronospora fino ad arrivare ai 100-150 per la botrite. Ha 3 trattamenti in etichetta per quanto riguarda la peronospora, quindi è l'unico formulato di fluazinam che ha 3 trattamenti su vite. E ricordo, ottima protezione al dilavamento, ottima attività su peronospora e botrite, ma anche attività su Black-Rot e Ilio. Non vi presento le prove oggi per questione di tempo, ma rimango a disposizione. Vado velocemente a presentarvi un'esperienza fatta con la FEM, dove abbiamo messo a confronto il Nando, abbiamo inserito il Cuprosat, il nostro fatto base di rame, e lo standard Dithionon, in una situazione dove l'anno scorso la peronospora c'è stata e è piovuto. Rapidamente i risultati: attacco sui grappoli importante, 72% di frequenza e 40% di incidenza, anche su foglie l'attacco era importante. Il Nando 100 ml ettolitro, abbiamo usato la dose a concentrazione a confronto dello standard Dithionon, vedete siamo a ottimi livelli di protezione di grappoli e di foglia e nonostante l'alta pressione di malattia anche il Cuprosat come Ramaicon è uscito molto bene. Questo perché ha una formulazione molto particolare, chiaro che non ha le stesse performance, ma ha un ottimo livello per un prodotto di copertura a base rame. E di quello magari per chi è interessato ne parleremo in un'altra sede. Siamo comunque sempre a disposizione per approfondimenti. Chiudo con una prova fatta in questo caso l'anno precedente in provincia di Treviso, situazione di forte pressione di peronospora, 72% sui grappoli, 95% di frequenza su foglia. Questa è una prova, diciamo, un po' più di efficacia, ma all'interno di un blocco, quindi c'era anche, inizialmente abbiamo fatto 2 trattamenti di Mancozeb, poi 5 trattamenti con le tesi in prova e poi abbiamo continuato con Zoxamide rame, Nexr e rame aziendale, e poi l'azienda ha fatto un antibotritico, siccome eravamo su vino grigio, lavoravamo con prodotti registrati, quindi poi la produzione è stata mantenuta. Il Nando a 0,75 insieme a Cimoxanil a confronto di Folpet più Cimoxanil, vediamo come abbia ottenuto, e deve terminare, ok, sto chiudendo, un ottimo livello di protezione su grappolo e migliore su foglia, e vedete il dato su botrite 26 su Folpet, 5 col Nando a 0,75, 1% col Nando. Quindi il prodotto può essere usato per peronospora e botrite, 100 ml ettolitro, e dall'inizio Black-Rot e peronospora e successivamente per la botrite. Io direi che ho concluso e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. Ok, grazie Roberto.
della Nufarm. Passiamo alla SCAM, la 10ª società che presenterà il proprio prodotto, diciamo, parliamo di bicarbonato di potassio in questo caso, e quindi abbiamo il dottor Marco Moretti. A te, Marco. Sì, buongiorno a tutti, io sono Marco Moretti, Field Marketing per SCAM. No, va avanti. Ok, spendo 2 minuti per presentare l'azienda per cui lavoro. SCAM è un'azienda totalmente italiana, fondata nel 1951. Il nostro core business è la produzione di fertilizzanti organominerali, ma siamo anche produttori di fertilizzanti idrosolubili da fertirrigazione o da concemazione fogliare, e siamo anche produttori di biostimolanti. Per quanto riguarda gli agrofarmaci, siamo invece formulatori, formuliamo a marchio nostro, ma formuliamo anche conto terzi. Il prodotto che... No, non va avanti. Ok, il prodotto che voglio presentare oggi è Armicar 85, un prodotto che sulla vite si utilizza su botrite, ma soprattutto su oidio. Il principio attivo è il bicarbonato di potassio all'85%, che una volta che viene a contatto con l'acqua va praticamente a dar vita allo ione idrogeno carbonato, che è poi la parte appunto attiva del prodotto. Tale ione però ha una bassa persistenza, ha una scarsa resistenza al dilevamento e anche una scarsa selettività sulla cultura. È per questo che l'Armicar 85 viene formulato, perché rispetto ad un bicarbonato di potassio non formulato è più efficace, vedremo poi delle prove, e con più efficace intendo 2-3 volte, 4 volte più efficace, è più persistente, abbiamo delle finestre di entrata di 10 giorni, pensiamo ad esempio alla stagione dell'anno scorso, dove i trattamenti antipronosporici sono stati allungati. Avere un prodotto che rispetto allo zolfo o rispetto ad un bicarbonato non formulato mi permette di allungare la finestra di entrata è molto comodo. In più è meno fitotossico, perché vado a portare meno sale ed ettero, e di più i coformulanti lo vanno a disperdere in maniera più uniforme. Inoltre è anche meno dilavabile, e diciamo che diamo come resistenza 20 mm, mentre un bicarbonato tal quale ha resistenza 0. Prego. Ecco, il meccanismo di azione è quello di creare appunto un elevato potere tampone sulla foglia, una forte pressione osmotica sulla parete del fungo che lo va praticamente a disidratare. In più lo ione idrogeno carbonato può sopportare problemi. È un prodotto di copertura, però è talmente efficace che molte volte viene impostato come un prodotto stoppante. È un prodotto multisito, si riattiva con le bagnature, okay? Per cui quando ci sono le condizioni predisponenti al fungo, il prodotto appunto si va a riattivare. Non ha limiti di residuo ed è consentito anche in agricoltura biologica. Vediamo adesso il prodotto su strategie appunto antioidiche. La prima prova ha come scopo quello di valutare l'efficacia del prodotto di Armicar, quindi rispetto a un principio attivo di sintesi. La prova è stata fatta a Verona su Muller to Go ed c'è stata una grossissima pressione appunto di oidio. Abbiamo la tesi non trattata, dopodiché abbiamo l'Armicar alla dose di etichetta, quindi 5 kg ettaro. La tesi numero 3 invece vede la strategia che spingiamo di più, per cui un apporto ridotto di Armicar, quindi 3 kg ettaro più 2 kg di zolfo, e infine sulla tesi numero 5 abbiamo il penconazolo, che è ancora diciamo il triazolo di riferimento per quanto riguarda l'efficacia su oidio. Appunto la difesa antioidica è stata portata avanti per l'intera stagione. Qui possiamo vedere come funzionano i prodotti, per cui abbiamo l'incidenza sul grappolo. I grappoli sono praticamente tutti colpiti per quanto riguarda il testimone. Abbiamo poi la tesi a 5 kg di Armicar che fa registrare un controllo migliore rispetto al penconazolo. È interessante vedere anche come la tesi a 3 kg, per cui a un dosaggio ridotto di Armicar, va comunque ad avere un'efficacia migliore rispetto al penconazolo. Qui una tesi, un'altra prova che ha come scopo invece questa volta di comparare l'efficacia dell'Armicar rispetto al bicarbonato di potassio tal quale. Questo perché? Perché Armicar è un prodotto molto tecnico, è anche un prodotto costoso e molte volte si cerca appunto di andare a diminuire, di comprare dei prodotti insomma più economici, però molto spesso non è così.
Siamo andati praticamente a paragonarlo quindi a 3 kg contro i 6 kg di bicarbonato di potassio tal quale, per cui con un costo di difesa ettaro comparabile, e andiamo a vedere adesso l'efficacia che abbiamo trovato. La prova è stata fatta in Friuli la scorsa stagione, quindi una prova abbastanza fresca, e quello che abbiamo trovato è questo. Qui abbiamo il nostro testimone, dove abbiamo un 38 di severità sul grappolo, quindi una severità piuttosto importante. Abbiamo una severità praticamente quasi uguale invece nella tesi a 6 kg di bicarbonato di potassio. Questo perché? Perché ci sono state alcune piogge che hanno totalmente dilevato il prodotto e che quindi hanno lasciato scoperta la vite e quindi soggetta alle infezioni enteriche. La cosa invece non si è proposta nelle tesi in cui è stato applicato l'Armicarb, che nonostante sia stato applicato a 3 kg contro i 6 kg di bicarbonato di potassio tal quale, ha registrato un'efficienza 3 volte superiore, per cui una spesa ettaro molto simile a fronte di un'efficacia 3 volte superiore. Vediamo adesso l'ultima prova. Qui invece vediamo la sinergia che si ha dell'Armicarb se miscelato al rame, questa volta però per il contenimento della peronospora. Anche qui una prova fresca, per cui fatta in Friuli la scorsa stagione. Abbiamo la tesi numero 1 dove abbiamo appunto un testimone non trattato, abbiamo poi l'Armicarb applicato a 3 kg con 1,5 litri di Trikapaflow, che è il nostro formulato rameico a base di rame tribasico, e la tesi numero 3 dove invece il Trikap veniva applicato a 2,5 litri ettaro. Questo fa sì che durante la stagione abbiamo avuto 9 trattamenti, per cui 190 grammi litro del formulato alla dose di 1,5 litri ci porta ad applicare 2 kg 5,65 di rame, contro la tesi numero 3 in cui invece il rame viene portato a 4 kg 2,75, con una riduzione quindi a vantaggio della tesi numero 2 di un dosaggio minore del meno 40% di rame. Andiamo a vedere quali sono i risultati a fronte appunto della riduzione del rame appunto di un 40%. Qui siamo su foglia. Per quanto riguarda la severità su foglia, vediamo appunto che l'efficacia è praticamente comparabile, per cui nonostante la riduzione del 40% di rame metallo ho avuto su foglia un controllo uguale. Andiamo sul grappolo e anche qui addirittura l'utilizzo di Armicarb a 3 kg più il nostro formulato rameico, anche se a dosaggio inferiore appunto di un 40%, ha dato un risultato di contenimento peronosporico migliore rispetto alla dose in cui il rame è stato usato a dose piena. Ecco, storicamente in etichetta vi era una frase appunto di evitare le miscele col rame. La frase è stata tolta perché? Perché quelle volte in cui succedeva molto spesso era un'erronea concentrazione del prodotto oppure una scarsa qualità appunto rameica. Le nostre indicazioni sono appunto quelle di utilizzare dei volumi consoni del prodotto. Con volumi consoni intendo non andiamo a concentrare il prodotto più dell'1%, per cui ad esempio i 3 kg in 300 litri d'acqua vanno bene, ma non andiamo più su come concentrazione. Inoltre cerchiamo di utilizzare appunto dei prodotti rameici di buona qualità, per capirsi evitiamo rami concimi. Concludo. Questo è il nostro posizionamento su vite, per cui tendenzialmente il prodotto si usa da fine allegagione in avanti. Il dosaggio di 5 kg ettaro è più che altro utilizzato come trattamento stoppante. Se invece devo fare una copertura posso tranquillamente utilizzare il trattamento a 3 kg più 2 di zolfo. In questo modo vado appunto a ottimizzare il costo della copertura, vado a portare meno zolfo in cantina, questo è interessante soprattutto per i vini bianchi. Ho un'efficacia paragonabile o anche superiore come efficacia a prodotti active ingredient di sintesi, e ho appunto questa azione sinergica dell'Armicarb con il rame per il contenimento antiperonosporico. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Marco Moretti della SCAI. Passiamo ora alla SIPCAM, Alberto Fulici, andiamo a vedere un po' come stanno i fitosedi e gli acaricidi che andate a proporre. Buongiorno a tutti, io sono Alberto Fulici,
Scusate, devo trovare la posizione. Eccomi qua. Sono Alberto Felici, sono il field marketing per quanto riguarda l'area nord-est di Sipcam Italia. Oggi vi parlerò di due argomenti principali. Allora, il primo è a proposito di un acaricida e come secondo argomento parleremo invece di una prova di selettività per quanto riguarda gli acari fitosedi. Partiamo dal primo prodotto che appunto è un acaricida ed è Fenergy SC. Fenergy SC è un prodotto nuovo per Sipcam ed è costituito da due principi attivi che sono l'exitiazox e il femperoximate. La formulazione è una sospensione concentrata al cui interno, visti i due principi attivi, troviamo due meccanismi d'azione differenti. Come agisce? Agisce per contatto e per ingestione. Andiamo a vedere un attimo le due molecole nel dettaglio, che sono appunto il femperoximate, che appartiene alla famiglia dei fenossipirazoli e come principio attivo va a agire, diciamo, in determinate reazioni che avvengono a livello mitocondriale. Agisce sull'adulto e quindi agisce per contatto sia sull'adulto che comunque sulle forme giovanili. Per quanto riguarda invece l'exitiazox, è un acaricida regolatore di crescita, quindi il suo target sono le uova e comunque le larve. Un regolatore di crescita quindi inibisce praticamente la sintesi della chitina, quindi l'insetto, in questo caso l'acaro, scusate, non riesce a effettuare la muta e quindi muore. Quindi diciamo che avendo questi due prodotti al suo interno possiamo definire Fenergy SC come un prodotto one pass, che abbiamo preso un po' questo termine anche dagli erbicidi, perché mi viene a controllare sia le uova che le larve, sia anche l'adulto, quindi tutti gli stadi appunto dell'acaro. Passiamo un attimo all'etichetta. Per quanto riguarda appunto il settore della vite, il complesso della vite, il prodotto è registrato su Ragnetto Rosso, ma è registrato anche su tanti altri acari su altre colture. La dose di utilizzo è di 1,2 litri ettaro, quindi la dose è standard, e ha un tempo di carenza di circa 28 giorni. Ok, questo è un estratto praticamente delle linee di difesa della lotta integrata della Regione Veneto 2023, dove appunto volevo far vedere che i due principi attivi sono all'interno e possono essere utilizzati in miscela perché hanno un meccanismo d'azione differente. Oltre al ragnetto rosso, su vite, anche se non è etichetta, possiamo comunque dire che Fenergy SC ha un ottimo effetto contenitivo anche per quanto riguarda il ragnetto giallo. Quindi perché scegliere Fenergy? Perché è un prodotto con uno spettro d'azione completo, avete visto che si occupa sia delle uova che delle forme giovanili che degli adulti e di più acari, ha una formulazione liquida, quindi di facile dosaggio, ha un'attività sinergica perché ha due sostanze attive ed è utilizzabile in un'ottica di strategia antiresistenza perché appunto ha due meccanismi d'azione. Raccomandazioni d'uso. Come vi dicevo prima, la dose è di 1,2 litri ettaro e in funzione della cultura comunque noi consigliamo sempre di bagnare bene la vegetazione. Per quanto riguarda la soglia di intervento, diciamo che alla comparsa delle prime forme mobili ci conviene entrare e trattare. Effettuare il trattamento durante le ore più calde della giornata in modo tale che l'acaro in quel momento lì è più mobile, quindi più attivo e quindi vado ad massimizzare l'effetto bersaglio. Questo prodotto qui comunque Fenergy SC è meglio consigliamo di non utilizzarlo in miscela ma di utilizzarlo da solo. Ovviamente per quanto riguarda la gamma di Sipcam di prodotti insomma acaricidi, Fenergy SC non è da solo ma fa parte di una gamma completa. Vediamo comunque anche il Matacar che è un prodotto storico ovo-larvicida di Sipcam e in contemporanea anche il Canemite. Canemite che comunque ad oggi non ha una registrazione su vite ma solo su drupace e pomace, ma stiamo lavorando intanto quest'anno per il 2023 per un articolo 53 su vite. In ottica 2024 stiamo prevedendo di avere un'estensione di etichetta per quanto appunto riguarda la vite in maniera definitiva. Io con l'acaricida ho finito, passo al secondo argomento che invece riguarda appunto la prova di selettività. Prova di selettività di cui vi avevo già parlato l'anno scorso con una prova di Agrea di Verona, dove vi avevo mostrato appunto l'effetto selettivo di Etofemprox nei confronti di Campimodromus aberrans su vite da vino. Invece quest'anno
vi propongo una prova invece effettuata dalla Fondazione MAC, è una prova che è del 2020, per darvi diciamo un panorama più ampio per quanto riguarda appunto la selettività di diversi pi-retrodi a confronto, e sempre nell'ambito appunto degli acarifitoseidi. La prova qui è stata fatta su melo, non su vite, e il fitoseide di riferimento era Amblyserius andersoni, un fitoseide che è presente anche su vite. Questa prova qui insomma è stata fatta perché in Trentino insomma per combattere la piaga, diciamo così, della cimice asiatica sono stati utilizzati tantissimi piretroidi, cosa che vediamo di riflesso anche oggi per quanto riguarda il comparto della vite per la lotta allo Scaphoideus titanus. Nella prova quindi la strategia è un po' diversa da quella che siete abituati a vedere, perché ovviamente è stata impostata su melo, dove si vedono due trattamenti fatti in A e fatti in B, pre-fioritura e post-fioritura per quanto riguarda l'afide, e il primo trattamento contro la cimice asiatica effettuato in epoca C, che è quello che noi interessa perché è stato fatto con 3 piretroidi diversi. Andiamo a vedere un attimo il protocollo. Allora, questo c'è ovviamente un testimone non trattato, poi abbiamo la tesi 2, la tesi 3 e la tesi 4, dove l'unica cosa che cambia è appunto il terzo trattamento. Come potete vedere è stato effettuato con Trebonap, un piretroide 1 e un piretroide 2. I primi 2 trattamenti sono sempre quelli. Per quanto... è ritornata all'inizio qui, e qua alla fine, su. Ok, avanti, dietro. Ok. Per quanto riguarda la tesi 5, 6 e 7, invece, anche qui come terzo trattamento vediamo sempre Trebonap, piretroide 1 e piretroide 2, l'unica cosa che cambia è il secondo trattamento che è stato fatto con un prodotto sistemico sostituto di EPIC. E adesso andiamo a vedere invece il risultato. Si può andare avanti perché non funziona. Ok, quindi qui quello che vediamo, diciamo su questo diagramma qui vediamo la percentuale di mortalità delle forme mobili di Amblyserius andersonis per foglia. Ovviamente qui Fondazione MAC cosa ha fatto? Ha costituito 3 categorie, vedete harmless, harmful e harmful. Harmless vuol dire che il prodotto è poco dannoso, moderatamente dannoso oppure può essere molto dannoso, quindi ha creato quella scala che vedete a destra di pericolosità per quanto riguarda l'acrofitoseide. Se andiamo a vedere invece i colori delle linee sotto, vedete che la tesi rossa e la tesi blu hanno una forchetta diciamo di mortalità che va dal 20 al 40%, e se vediamo sono le 2 tesi dove all'interno troviamo il Trebonap. Invece la verde e la gialla, dove abbiamo sempre dentro il piretroide 1, sono quelle più dannose perché la mortalità moderata pericolosità, con una mortalità che va dal 40 fino al 65%. Quindi anche qua in questa prova qui la Fondazione MAC ha dimostrato che un prodotto come il Trebon, quindi Etofenprox, ha un potere, diciamo, è poco pericoloso nei riguardi degli acarifitoseidi. L'ultimo minuto lo prendo per rispondere a una domanda che tantissimi tecnici di cantine che fanno export, soprattutto negli Stati Uniti, mi stanno facendo. Mi chiedono se l'Etofenprox ha l'import tolerance appunto per gli Stati Uniti. Questa qui è diciamo una pagina presa dal registro federale appunto americano, dove faccio vedere che Etofenprox ha un import tolerance di 5 parti per milione, quindi ha un LMR di 5 parti per milione. Ovviamente qui vedete la categoria che è All Food Commodities, nella quale è contenuto appunto anche il vino, quindi da questo punto di vista qui regolatorio per l'export Trebonap non ha nessun tipo di problema. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al prossimo. Grazie Alberto, adesso passiamo alla Singenta con Marco Bravigiano. Ho visto che hai preparato un sacco di roba, speriamo che tu resti dentro quei 10 minuti. Ecco. Intanto avviso un po' qui in sala, ci sono dei problemi di connessione su internet, quindi molti a casa non riescono a seguire questi continui. Adesso sì, però c'è stato il momento in cui è saltato qualcosa.
Ricordo che tutto è registrato e quindi lo troverete anche sul sito di Condifesa, quindi con calma eccetera potete andare a vedere un po' tutto questo incontro di stamattina nella sua completezza. A te Marco. Grazie, buongiorno a tutti. Vediamo insieme la nostra proposta di strategia di protezione biologica della vite da peronospora, botrite, oidio e marciume acido. Iniziamo dal nuovo entrato in gamma Syngenta, il Romeo, che vi ricordo è il primo induttore di resistenza registrato su vite per peronospora, oidio e botrite e che da gennaio 2023 è commercializzato solo da Syngenta Italia. Vi ricordo anche che il Romeo è a base di cerevisane. Cerevisane è a sua volta una sostanza inerte che è costituita dalle pareti cellulari, quindi inerte, del Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, sostanza inerte, la composizione della parete contiene un mucchio di sostanze in comune con i funghi patogeni, per cui i segnali di resistenza iniziano grazie all'azione mimica che allerta la pianta ad attivare le sue difese interne. Romeo, oltre a varie orticole, è registrato, per quello che ci interessa in questa sede, su vite da vino in pieno campo per oidio, peronospora appunto e botrite. Diamo un'occhiata a uno studio sull'attività di induttori effettuato biennalmente, in modo biennale, cronologicamente dall'Università Cattolica 2020-2021 su una serie di induttori di resistenza. Cosa si vede? Innanzitutto il primo paragrafo dell'esperienza riguardava l'efficacia degli induttori in miscela a bassi dosaggi di rame e si vede dai risultati che qui ho sintetizzato che c'è una differenza significativa tra i trattati, ma c'è una differenza anche tra i trattati con cerevisane, Romeo e la minarina rispetto agli altri nel controllo della peronospora stessa. La seconda parte dello studio riguardava l'efficacia degli induttori con successivi inoculi delle piante con peronospora. Anche qui cosa si vede? Che Romeo non mostra come dal suo meccanismo di azione un'efficacia come inoculo dopo un giorno, ma negli inoculi successivi a 3, 6, 12, 19 un'efficacia elevata fino al 70% nei 6 giorni. Romeo ha altri aspetti importanti, oltre alla riduzione di rame ma anche di zolfo, ricordiamo che è un prodotto inerte con una buona conservabilità e nessun residuo. Secondo prodotto della gamma, il Taegro, che l'anno scorso è stato registrato, lo sapevamo già che era attivo, ma è stato registrato ufficialmente anche per il marciume acido della vite, oltre che per botrite d'oidio. Vi porto dei flash di prove effettuate, questa in località Pescantina, Verona, su Barcelloni, dove, senza portarvi tanti dati di rilievi che comportano perdite di tempo, vi mostro delle foto dove nei testimoni non trattati c'erano acidi turgidi con abbondante mosto che fuoriesce, nei parcelloni con dose minima di Taegro trattato, effettuato alla fine del ciclo, 30 dell'8, 6 del 9, 12 del 9, c'erano meno acidi colpiti con minore uscita di mosto, e il Taegro a dose massima, sempre negli stessi momenti di intervento, con acidi colpiti ancora meno e completamente asciugati. Questo, oltre a ripercuotersi dal punto di vista visivo, si ripercuote anche sull'acidità volatile, che per l'enologo è molto importante, al di là di acido più, acido meno. E vedete che il Taegro a dose piena ha ridotto la componente di acidità volatile presente alla raccolta del mosto di meno della metà e molto meno del valore accettato in cantina. Il Taegro a dose minima ha comportato una riduzione, ma siamo lì. Per cui la linea è, come da premessa, Romeo ha effettuato in 2 blocchi con un intermezzo di circa 14 giorni nelle fasi iniziali, per finire con il Taegro. Quindi con Romeo controllo peronospora, oidio e botrite, con Taegro continuo a controllare nelle fasi finali oidio e botrite, ma anche il marciume acido. Secondo capitolo 2, strategia di contenimento di scafoideo e flavescenza. Cominciamo con il Quadris. Perché col Quadris? Perché il Quadris è ovviamente un fungicida con elevato controllo
di oidi e blecrotti scoriosi, ma che manifesta anche un effetto collaterale comprovato e significativo nella popolazione delle forme giovanili delle cicaline, compreso lo scafoideo. Il posizionamento ottimale prevede quindi 2 trattamenti consecutivi a fine maggio, prima decade di giugno, in presenza delle prime forme giovanili scafoideo, in periodo in cui, vi ricordo, non si possono effettuare trattamenti insetticidi. Il secondo pilastro è l'Evure Pro, che è stato descritto come toflovalinate anche dal collega di Adamà, quindi con elevata efficacia sugli stadi giovanili, una buona persistenza, una elevata selettività verso i pronubi e una discreta selettività verso i fitoseri. Il terzo entrato da quest'anno in disciplinare, come ricordavano i colleghi precedentemente, è il Karatezeo, la lama da cialotrina, molto efficace anche sugli adulti, il prodotto più persistente da prove che ricordava il dottor Carraro all'inizio, e inserito appunto nei disciplinari regionali Veneto e Friuli Venezia Giulia 2023. I 2 nuovi entrati in catalogo sono Arbiogi e Bemotius. Cos'è l'Arbiogi? L'Arbiogi è il marchio per la Beauveria bassiana, registrato su vite da vino e uve da tavola per tripidi, cicalina e acari tetralichidi. Vi ricordo che la Beauveria bassiana è un fungo entomopatogeno scoperto tanti anni fa ormai, che può attaccare numerose specie di artropodi e a tutti i loro stadi di sviluppo. Non è solo un fungo entomopatogeno, è una insetticida acaricida con un modo di azione unico, diverso da tutti gli altri prodotti di sintesi. È selettivo per gli ausiliari e non ha nessun tempo di carenza. Vi mostro una sintesi di media di prove di Arbiogi nei confronti di Scafoideo titanus, dove l'efficacia di Arbiogi è stata messa a confronto con standard a base di piretrine e uno a base di etofenprox. Vedete che siamo in linea. Bemotius è il nostro nuovo marchio a base invece di azadiractina A. Vi ricordo che il Bemotius avrà in etichetta un sacco di colture, ma tra cui anche la vite per cicaline, scafoideo, tripidi e anche piralide. 2 trattamenti l'anno, PHI 3 giorni. L'azadiractina vi ricordo che è un deterrente alimentare tratto dall'albero di Nim, ma è anche un regolatore di crescita verso un ampio spettro di insetti, più di 200. Efficace contro stadi giovanili, non ha attività patente, ha una mobilità traslaminare anche sistemica ed è relativamente sicuro nei confronti degli organismi benefici. Qual è la nostra linea quindi per lo scafoideo? Chimica Evure Pro seguito da Karatezeo, integrata Evure Pro seguito da Bemotius e Arbiogi e in biologico Bemotius e Arbiogi. Se questa quindi è il posizionamento dei formulati per il contenimento dello scafoideo e della cicalina, a questo si deve aggiungere, e speriamo di poterlo fare già quest'anno perché è in attesa di approvazione dell'etichetta provvisoria, il Biom, l'acibenzolare S-metile, come induttore di resistenza della pianta vite verso il fitoplasma dello scafoideo, trasmesso dallo Scafoideo titanus. Con questo ho finito e vi ringrazio. Complimenti. Allora, ho fatto tanti spot su tutti i prodotti della linea Singenta, quindi va bene così Marco, e vedo Lorenzo Torodi che chiude un po' questa carrellata, no, di questo 17° forum fitoiatrico. UPL, c'è stata nel frattempo una selezione naturale qui all'interno della sala sulla presenza, da parte della natura, e quindi adesso a te Lorenzo, ecco, chiudere un po' il tutto. So che parlerà di Saccharomyces cerevisiae, no? Quindi andiamo. Benissimo, grazie Fiorello, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori per l'opportunità di presentarvi una novità che in realtà era già presente durante la scorsa annata, ma di cui non abbiamo fatto tempo a parlare nella scorsa edizione. Sto parlando di Swoosh, una nuova soluzione, una soluzione antibotritica per la difesa del vigneto. Vediamo nel dettaglio cos'è il prodotto. Il prodotto è un fungicida registrato, un agrofarmaco, il primo agrofarmaco registrato a base di lievito vivo ed ha recentemente ottenuto l'autorizzazione nei confronti di botrite e monilia su diverse colture di interesse agronomico.
Questa è l'etichetta del prodotto, autorizzata dal maggio 2021. Il prodotto è di titolarità di Agrioxin, azienda che si occupa dello sviluppo e della selezione dei lieviti ad uso agroindustriale, tra cui anche l'uso enologico, e UPL è il distributore a livello italiano. Il prodotto ha un'altissima concentrazione all'interno dei lieviti, in particolare del lievito Saccharomyces cerevisiae nel ceppo LAS02. L'etichetta prevede numerosi impieghi su altrettante colture. In questa occasione mi soffermo solo sulla vite, la vino e la tavola, quindi la registrazione nei confronti di Botrite, con un dosaggio di utilizzo di 2,5 kg ad ettaro di prodotto, un massimo di 6 applicazioni all'anno, intervallate tra loro minimo 7 giorni. E data la natura dell'ingrediente attivo non sono necessari intervalli di sicurezza. Il prodotto è altresì utilizzabile in agricoltura biologica. Per capire la modalità d'azione di Swoosh bisogna dare un occhio a quella che è il metabolismo dei lieviti. Infatti questi zuccheri, questi lieviti sono dei funghi unicellulari che in ambiente aerobico vanno ad utilizzare gli zuccheri e l'ossigeno per andarsi a riprodurre. Si riproducono e vanno quindi a colonizzare quelli che sono i tessuti su cui si trovano. Per cui, applicando Swoosh sulla nostra vite, andiamo a creare una barriera protettiva che va a proteggere la bacca d'uva da quelle che sono le possibili vie di entrata del patogeno, quindi andando a sottrarre spazio e nutrienti, gli zuccheri in primis, a quelli che sono gli attacchi della botrite. Quindi l'attività del prodotto è un'attività di tipo puramente preventivo. Il ceppo di lievito che abbiamo selezionato, che Agrioxin ha selezionato, è un ceppo particolare che ha dimostrato di avere una gran velocità, quindi un'alta velocità nel riprodursi e nel colonizzare i tessuti, ed un'elevata flessibilità nel riuscire ad attecchire a diversi pH, quindi a pH anche acidi, e di sopravvivere a dei climi caldi e freddi come quelli che possiamo trovare nel nostro vigneto. La formulazione è una formulazione VG, quindi è molto pratica, può essere messa in campo direttamente, ovvero sciogliendo il prodotto in botte, e non necessita di particolari attenzioni nello stoccaggio. Dosi e confezionamento da 0,5 e 5 kg per venire incontro alle esigenze di ogni azienda. Il prodotto ha dimostrato una elevata vitalità che è stabile per 3 anni nel caso del packaging confezionato, quindi sottovuoto, e che perdura per circa 16 settimane quando esponiamo il prodotto all'aria, quindi con un'umidità relativa al 35% e con una temperatura media di 25 gradi. Riporto qui una tabella comparativa in cui mettiamo a confronto Swoosh con i principali competitor a base di Bacillus, quindi microbiologici, presenti sul mercato e registrati come antibotritici. Vediamo che Swoosh presenta molti caratteri positivi, tra cui la velocità di colonizzazione, che batte sicuramente quello dei Bacillus perché non deve superare il microbiota presente ad esempio sulla bacca. Inoltre vi è una gran capacità di adattamento anche a pH estremi, quindi continua a riprodursi anche in caso di pH 4 ma addirittura fino a 3, mentre sappiamo che per i Bacillus uno dei pH limite per la riproduzione, quindi per la colonizzazione delle bacche, è il pH 5, e la letteratura ci dice che il pH della foglia è pari a 4,8 in condizioni naturali. Inoltre il prodotto a base di lievito ha una gran facilità nel trovare fonti di nutrimento, perché si basa sullo zucchero e quindi ogni apertura, ogni ferita che si crea sulla bacca è fonte di nutrimento per la diffusione del lievito. Inoltre il prodotto è in grado di riattivarsi anche dopo le piogge, anche se parzialmente dilavato, e quindi le colonie che rimangono e non riescono a essere dilavate riprendono facilmente a colonizzare le ferite, garantendo quindi una sufficiente protezione. Riporto alcune delle acquisizioni sperimentali, in modo particolare sono 10, una media, questi sono dei grafici di una media di 10 prove ZEP svolte nell'areale europeo su diverse varietà di vite, in cui sono state svolte 4 applicazioni a dosaggio di etichetta di 2,5 kg a ettaro. Il prodotto è stato utilizzato in fase pre-chiusura grappolo e chiusura grappolo, e infine 2 trattamenti sono stati effettuati in fase di antecedente lavandina, quindi a quasi completa maturazione. Il prodotto è stato messo a confronto rispetto a una strategia in cui è stato utilizzato un Bacillus solubilis negli stessi timing,
e sostanzialmente evidenziamo una buona efficacia del prodotto che si attesta intorno al 55% di media di queste 10 prove in termini di incidenza e di un 72% in termini di gravità. Quindi abbiamo circa una decina, 10-12 punti in più rispetto al competitor che abbiamo messo in confronto. Vado più nello specifico e riporto una prova quindi italiana, una prova un po' più recente del 2020. Ci troviamo in un centro di saggio del Piemonte, siamo su varietà Moscato e anche qui sono state fatte 4 applicazioni totali con Sbush, 2 sono avvenute in fase di invaiatura a seguito di temporali, quindi di eventi piovosi che possono aver generato delle ferite sul grappolo, e gli altri 2 sono avvenuti nelle fasi strettamente antecedenti alla vendemmia. Vediamo che il testimone trattato presenta una quantità di marciumi, di grappoli colpiti da marciume veramente elevata, siamo oltre il 50%, e l'utilizzo di Sbush ci ha ridotto di circa la metà, quindi il 50% buono, la quantità di grappoli intaccati dai marciumi. Questo in maniera uguale, addirittura superiore rispetto ai 2 prodotti messi a confronto, quali Fitimoligalum e il Bacillus aeruginoides utilizzati nello stesso timing. Andando poi a fare un'analisi un po' più accurata e quindi a scindere sul totale dei marciumi quanti sono derivati da attacchi di botrite e quali sono derivati da marciume acido, vediamo che il prodotto ha evidenziato una buona attività collaterale anche nei confronti del marciume acido. Quindi possiamo servirci dello stesso prodotto con entrambe le valenze. Qui riporto un'immagine esemplificativa della presenza anche a volte simultanea di marciume acido e botrite sui grappoli proprio nel vigneto preso in considerazione per la prova. Per quel che riguarda l'utilizzo di Sbush, possiamo andare ad escludere gli impatti dell'uso del lievito vivo in pianta che poi vanno a ripercuotersi in vinificazione. Riporto a tal riguardo una prova svolta in Francia in cui, andando ad estremizzare, siamo andati a applicare il prodotto il giorno prima rispetto alla vendemmia, siamo poi andati ad effettuare delle vendemmie separate, quindi delle microvinificazioni, valutando tutti i parametri analitici del vino, quindi durata, innesco della fermentazione alcolica, malolattica, nonché la qualità sensoriale del vino dopo un anno rispetto all'imbottigliamento, e tutti i dati raccolti dalle diverse prove si evince che il prodotto non è in grado di andare ad alterare i parametri di trasformazione del mosto e quindi la qualità anche sensoriale del vino. Per cui il consiglio operativo per l'introduzione di questo prodotto, sia in calendario biologico, quindi strategia biologica, che in strategia IPM integrata, è quello di andare a utilizzare nei momenti in cui la pianta è più sensibile e quindi esposta agli attacchi del patogeno, agli attacchi della botrite, utilizzando l'intervallo di 7 giorni, quindi dalla fase di fioritura, caduta, insomma, presenza dei residui fiorali, fino alle fasi di canoniche di prechiusura, chiusura a grappolo, e vista l'assenza dei residui possiamo anche darci ad avvicinare alla vendemmia, garantendo quindi la sanità del grappolo fino all'arrivo in cantina. Mi porto verso le conclusioni. Il prodotto è un prodotto di contatto e quindi necessita di una buona bagnatura, di una bagnatura uniforme. Si può rivolgere anche solamente alla fascia grappolo qualora il sistema di allevamento lo permetta. Può essere applicato prima delle piogge, quindi con effetto preventivo, oppure subito dopo le piogge, dato che il prodotto ha una velocità tale di propagazione che va comunque a battere sul tempo l'arrivo della botrite, quindi entro 24 ore dall'evento piovoso. Il prodotto può essere parzialmente dilavato da piogge che intercorrono dopo il trattamento, tuttavia sappiamo che per circa una settimana ha la capacità di riattivarsi sul grappolo e quindi ripristinare la copertura. Non necessita di andare a effettuare un trattamento ulteriore per la copertura. Ha una perfetta selettività sia sulla vite non sporca, sia sull'impatto di trasformazione dei mosti e dei vini, quindi non impatta sugli aromi, sulla vinificazione e sul sapore del vino. Non ha LMR, quindi può essere anche utilizzato su quelle viti e su quelle uve che sono destinate all'export, e i vini destinati all'export e quindi fuori del territorio europeo. E l'unica cosa di cui tener conto è, ovviamente trattandosi di un lievito, di un prodotto vivo, sappiamo che i lieviti sono sensibili
all'utilizzo degli zolfi, e quindi consigliamo ai clienti di mantenere un certo margine di sicurezza di una settimana tra l'utilizzo di un prodotto e l'altro. Ecco. Io con questo ho concluso e vi ringrazio. Grazie per la Grazie Lorenzo. E con questa ultima esposizione si conclude anche questa 17ª edizione dei Forum Fitoriatici in Viticoltura. Naturalmente vi ringrazio tutti per la partecipazione, ci scusiamo se c'è stato qualche disagio durante la seconda parte, diciamo, del nostro incontro via streaming, ma non è stato certamente causa nostra, ma c'era qualche problema di connessione ad internet, e però si può rimediare il tutto appunto vedendo e andando sul sito di Condifesa TVB, dove troverete tutte le relazioni, quindi con calma ve le guarderete. E mi sembra sia stata anche questa un'edizione più che mai interessante. Il numero dei partecipanti, vedete, dobbiamo sempre rimanere con numeri piuttosto ridotti. Quest'anno siamo arrivati addirittura a 13, però i tempi poi diventano un po' lunghi, quindi ecco, anche da questo lato bisogna che cerchiamo di fare delle adesioni, diciamo, a questo forum, nel caso che si abbiano effettivamente delle novità più che mai interessanti, anche se sappiamo che questo diventa sempre più difficile nel proseguo della stagione. Ringrazio il dottor Carraro, naturalmente della Regione del Veneto, ringrazio ancora tutti voi e permettetemi buona stagione viticola nella difesa e anche per ottenere il prodotto più che mai che ci dà la possibilità di avere anche questa fortuna, soprattutto in queste aree, e di portare a casa quello che è un prodotto che sia commercialmente valido nel rispetto, come si suol dire sempre, dell'ambiente, dell'uomo, ma anche di appunto una garanzia di economia dell'azienda agricola. Grazie ancora e buona giornata a tutti.